Bentrovati, buongiorno telespettatrici e telespettatori di Antenna 3. Siamo in diretta anche oggi per aggiornarvi su tutti i fronti dell'attualità, della politica e della cronaca e partiamo come sempre dagli aggiornamenti della cronaca. C'è un incidente stradale con esito tragico dal quale dobbiamo partire, una persona deceduta e 2 feriti. È il bilancio tragico dell'incidente avvenuto questa mattina verso le 7:20 sulla Treviso Mare nei pressi della rotonda di Caposile. Sul posto sono intervenuti gli operatori del SUEM 118 e i vigili del fuoco di San Donà di Piave per liberare dalle lamiere i sopravvissuti. La vittima è Valentino Polato, di 32 anni, residente a Musile di Piave. Lo scontro è stato tra un furgone pick-up della disinfestazione e un camion carico di cemento. I pompieri arrivati da San Donà e Treviso con l'autogru hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dal furgone il conducente. Purtroppo il medico del SUEM ha dovuto dichiarare sul posto la morte dell'uomo. Estricato dalla cabina del camion anche l'autista, rimasto incastrato. L'uomo è stato stabilizzato dai sanitari e trasferito in ospedale. Ferito anche il passeggero del camion, pure lui preso in cura dai sanitari. I carabinieri hanno deviato il traffico e stanno eseguendo tuttora i rilievi del sinistro. Avete visto dalle immagini una dinamica davvero drammatica, e questo in un giorno particolarmente contrassegnato da traffico intenso verso le località di mare, quindi la situazione è in evoluzione. C'è un'altra tragedia di cui dobbiamo darvi conto, è successa ieri in Sardegna. A perdere la vita un uomo vicentino. Lo stavano cercando da più di mezza giornata e le preoccupazioni erano andate aumentando con il passare delle ore. Purtroppo i presentimenti funesti si sono rivelati tali. Nicola Lago, 51enne di Sant'Orso, è stato trovato morto in una scarpata in Sardegna. A dare l'allarme intorno alle 22 di mercoledì sera era stata la moglie, dopo che non lo aveva più visto rientrare e soprattutto dopo che non rispondeva alle sue chiamate. All'indomani, quindi ieri verso le 15, tramite la localizzazione del cellulare è stata individuata un'area nell'agro di Budussò, siamo in provincia di Sassari. Sono quindi partite le ricerche coordinate dai vigili del fuoco e dai carabinieri. Il corpo di Nicola Lago è stato trovato sul ciglio di una strada sterrata impervia. Secondo quanto è stato possibile ricostruire e secondo quanto riferito dai carabinieri del colonnello Diego Poglio, Lago sarebbe caduto rovinosamente a terra in una strada utilizzata per gare di motocross e rally. Quando i soccorsi sono arrivati, il 51enne era già morto. La cronaca ci porta invece a Castelfranco, ci porta a Castelfranco Veneto, dove proseguono in tutta l'area castellana gli interventi delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso in materia di contrasto al lavoro nero e all'abusivismo commerciale, con particolare attenzione anche alla tutela dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro. Nei giorni scorsi i finanzieri della tenenza di Castelfranco sono quindi intervenuti in un'azienda tessile di Altivole gestita da un cittadino cinese, individuando 7 dipendenti in nero, 5 connazionali del titolare, 2 di origine pakistana e bengalese, privi di inquadramento contrattuale e contributivo, e rilevando diverse violazioni alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro e antincendio. L'ispezione ha permesso di rilevare diverse violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e della normativa antincendio. Non c'era alcun requisito minimo essenziale, numerosi cavi elettrici scoperti, pendenti sopra la postazione dei lavoratori e c'era poi anche circa mezza tonnellata di rifiuti speciali non conferiti e che potevano procurare, anche provocare degli incendi. Questo per quanto riguarda la cronaca. C'è poi tutta la pagina del maltempo, ma ci collegheremo più tardi con l'altopiano di Asiago, che è stato particolarmente colpito nella serata di ieri. Non so però se è già collegato, chiedo a Tony Esposito in regia, il professor Pregliasco.
forse sì, forse no, non lo vedo ancora, lo stiamo ovviamente attendendo il nostro virologo di fiducia, perché qual è la situazione? Il virus, il contagio non si ferma. Questa di fatto è la notizia di questi giorni. Per settimane e settimane vi abbiamo raccontato di una curva in discesa, ma purtroppo i dati adesso ci raccontano di un trend, seppure parziale, in risalita. Questa è la situazione quindi che vi mostro. Torniamo a vedere il bollettino diffuso in questi minuti dalla Regione del Veneto con Azienda Zero, che parla di 106 nuovi casi di positività. È una cifra contenuta, ma è tra le più alte di queste ultime settimane. In particolare i 55 nuovi casi di positività che sono stati riscontrati in provincia di Verona, 13 nel Padovano, dove appunto è stato scoperto anche un caso nella zona termale, 13 quindi nel Padovano, Treviso 11, Venezia 8, 6 a Vicenza, 8 anche a Belluno. A Belluno, dove è stata sequenziata, la notizia è di ieri sera, anche la variante Delta, attorno a quel cluster che si era sviluppato il 26 giugno scorso a Pedavena in occasione di una manifestazione sportiva particolarmente partecipata dai giovani. Lo vedo collegato, lo saluto e lo ringrazio, il nostro virologo Fabrizio Pregliasco. Eccomi qua, professore, buongiorno. Eccomi qua. Buongiorno professore, ritorniamo a collegarci con lei dopo qualche settimana. Perché questo Covid non ci abbandona. Non avevamo, diciamo, questo sentore, per carità, però eravamo un po' più tranquilli. Diciamo che i dati di questi giorni, li ho appena in qualche modo anche sottolineati, raccontano di un leggero aumento. Ci sono i primi sequenziamenti di variante Delta anche sul territorio veneto, nei territori anche più distanti, diciamo così, meno centrali, come quello della provincia di Belluno. Quanto dobbiamo preoccuparci, professore? È un destino che la variante Delta si diffonda in Italia, un po' come ormai la variante Alfa aveva già ben fatto, e ora si sta in qualche modo ritirando perché la Delta più contagiosa si fa strada. E appunto, come avete ben detto, anche in luoghi non particolarmente, diciamo, collegati a interconnessioni e quindi più facili ovviamente da essere coinvolti, e questo è segno di un qualcosa che diventerà appunto uniforme in tutta Italia, in tutta Europa. Questo io credo determinerà un colpo di coda del virus con un incremento di casi. La speranza è che anche da noi ci sia un andamento come stiamo osservando in Inghilterra. In fondo loro sono già al secondo tempo di un film che noi stiamo in qualche modo vedendo all'inizio, perché abbiamo aperto, diciamo, dopo il lockdown in tempi successivi, e quindi in questo modo di fatto abbiamo tenuto ancora a freno la possibilità di diffondersi del virus, perché col lockdown avevamo un numero minore pro cranio, diciamo così, pro persona di praticamente casi, no? di contatti. E è chiaro che più contatti abbiamo, quindi un'apertura hanno reso in Inghilterra, e noi lo stiamo facendo in questo momento, più fattibile la possibilità di contagio. La variante Delta, che da loro è arrivata anche prima per interconnessioni internazionali molto più facili, ha fatto sì che appunto loro stiano soffrendo questo incremento. Anche in altre nazioni, anche in Russia per esempio. In Russia tristemente si sta vedendo un incremento di casi gravi. In Inghilterra invece un incremento solo di casi, ma non dei casi più gravi, perché la vaccinazione, che lì ancora, diciamo, più ampia che da noi, ha fatto da scudo, e speriamo che continui a fare da scudo dal punto di vista proprio degli effetti più pesanti della malattia, perché comunque sia si è visto che questi vaccini dimostrano una buona efficacia nell'evitare la malattia grave, tra virgolette. Purtroppo queste varianti Delta, la variante Delta e altre che temiamo arriveranno, riescono a bucare il vaccino per quanto riguarda l'infezione, quindi il soggetto vaccinato può subire l'infezione ma non i casi gravi, e questo io credo sia un po'
Ciò che succederà appunto anche a noi a distanza di un mese e mezzo, sicuramente gli europei non aiuteranno per certo questo, anzi faciliteranno il virus in termini appunto di tanti contatti, per connessioni, momenti di gioia ovviamente, e speriamo ci siano anche domenica per certi versi, ma dal punto di vista del virus ovviamente si farà, si faciliterà la sua possibile diffusione. Quindi davvero una convivenza che dovremo gestire nel prossimo futuro. Io sono un po' perplesso rispetto alle decisioni di Boris Johnson di dire dal 19 liberi tutti, perché io credo che ci sia la necessità di una progressività nelle aperture, perché tutti le vogliamo, ma dico facciamo quelle aperture utili, quelle che servono per il lavoro, per la ripresa della vita e per recuperare l'economia, ma cerchiamo di limitare quelle voluttuarie e spero, non sarà facile perché lo si è già visto in queste altre serate, che ci possa essere e sia ben venga, e speriamo appunto che ci sia anche domenica un tifo positivo, ma attento a quello che possono essere i rischi di contagio. Tra l'altro, professore, proprio ieri la prefettura di Treviso e non solo, decisioni analoghe sono state prese un po' in diverse località del Veneto, ha vietato maxi schermi in piazza. Ci sono anche delle proteste da parte dei baristi, dei commercianti, ma ovviamente lei come giudica questo provvedimento? Ha fatto bene, per esempio, il prefetto di Treviso a imporre questo nuovo giro di vita? Non so qual è il risultato, perché ovviamente abbiamo visto delle cose terrificanti e non è facile, cioè magari alcuni dicono organizziamo bene le cose con attenzione, cerchiamo di limitare la diffusione, c'era qualcuno che diceva mettiamolo anche negli stadi in modo da poter strutturare meglio gli arrivi. Io temo che tutto questo non si riuscirà a gestire e dal mio punto di vista è vero che sono un po' menagramo e sui social se la prendono un po' con me, però concordo con il prefetto rispetto a questa necessità. È chiaro che sarebbe bene prenderla a livello nazionale, perché poi i commercianti di un territorio magari a fianco non hanno questa stringenza e si vedono in qualche modo insomma, colpiti non in modo equo rispetto ad altri su territori diversi. Diciamo che qui, professore, serviva un provvedimento della UEFA, un provvedimento a livello internazionale. Sicuro, perché non c'è solo appunto quelli che vanno là, sono pochi, ma comunque sia non c'è poi solo lo stadio. In Germania mi hanno detto a Monaco attenzione veramente molto tedesche, molto attente nei controlli, nelle verifiche di Green Pass, nel distanziamento, ma è chiaro che non c'è solo il momento della partita, c'è tutta la convivialità, di arrivo, di uscita, di spostamenti e di contatti, perché come dicevo ancora in questo momento noi nella vita comune dobbiamo considerare che ogni contatto interumano ha una probabilità infinitesima sul singolo contatto di avere un effetto di contagio, e questo il problema è quello che dobbiamo tenere in conto, e quindi gestiamo i contatti in modo responsabile per far sì che nel prossimo autunno non ci sia un balzo troppo alto nel numero di casi, cosa che purtroppo in qualche modo non riusciremo ad evitare. Però come dicevo dobbiamo anche vaccinarci, questo è l'aspetto positivo, tutti, gli insegnanti, gli studenti, i giovani, perché più ci vaccineremo più avremo una convivenza più civile con questo virus. E qui ormai, professore, è l'eterno déjà vu, quello che abbiamo da 1 anno e mezzo a questa parte. Adesso, soprattutto stando alla curva di questa variante Delta, il fatto che interessa soprattutto i più giovani, i giovanissimi, si diceva forse è il caso di introdurre l'obbligo di vaccino a scuola, perlomeno per quei docenti che non si sono ancora vaccinati e sono tantissimi a livello nazionale. Lei che cosa ne pensa e cosa prevede in vista del ritorno in classe? È un dispiacere dover pensare all'obbligatorietà, così come è stata una sconfitta doverlo fare per i colleghi sanitari in genere, che anche lì uno zoccolo duro non si vuole vaccinare ed è incredibile. È chiaro che l'insegnante si ritrova in una situazione molto simile a quella dell'operatore sanitario, perché si ritrova a rischio, perché i giovani
che si infettano e si infettano in modo asintomatico e quindi non li si capisce neanche se lo sono o meno, no? Perché anche con i controlli della temperatura il soggetto asintomatico sfugge ed è inconsapevole se non esegue un test sistematicamente, quindi sono a rischio e in più hanno anche una responsabilità, perché se si ammalano interrompono quello che è la didattica in presenza, che è un desiderio, che è una necessità che abbiamo in questo periodo, perché lo sappiamo, insomma l'abbiamo ben detto, no? La DAD è un surrogato per certi versi, può andare bene, forse ora si riesce e si riuscirà a gestirla meglio rispetto all'introduzione così grossolana e nell'emergenza, perché lo vedo anche in università, alcune mie lezioni vengono bene fatte, magari anche registrate, perché c'è più attenzione, si sta più attenti alla regia, però è ovvio che questo va bene per qualche trasmissione di informazione e possono servire come elemento complementare, ma anche con gli studenti universitari l'interscambio, no, è importantissimo ancora di più per i più giovani, quindi davvero speriamo che non sia necessario, ma a estremi problemi, estremi rimedi. Assolutamente, questo è un tema connesso poi alla questione giovanile, anche quello delle discoteche. Qui in Veneto se ne parla parecchio, perché la movida soprattutto sul litorale veneto è sempre ben nutrita. Lei che cosa ne pensa? Queste discoteche devono poter aprire, possono aprire in sicurezza? Allora, in discoteca ovviamente c'è assembramento e facilitazione, insomma, del lavoro del virus, questo è ovvio. È chiaro che è la stessa cosa del maxi schermo, cioè c'è chi uno dice meglio in una discoteca con una Green Pass, con un'attenzione, con un controllo di massima, piuttosto che un rave party illegale o comunque fatto sulla spiaggia o in un angolo senza nessun controllo. Questo è. Io credo che ovviamente si tratta di una filiera di lavoro che è stata pesantemente colpita e quindi ci sarà una decisione politica, io credo nel breve, in cui si permetterà questa apertura. Io spero che ci sia buon senso da parte innanzitutto degli utenti, dei giovani, ma anche dei gestori, perché non è facile poi, no, di fronte anche purtroppo, come si vede, a una disattenzione del cliente, essere poi stringenti, e l'ho visto anche in alcune situazioni in ristoranti e quant'altro da parte dei gestori, che devono essere poi, a loro volta particolarmente attenti. Professore, grazie infinite per questo aggiornamento, ci sentiamo presto ovviamente, buon lavoro, immagino che anche quest'estate ci sarà da fare, ci sarà molto da fare. Grazie al professor Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università di Milano. Grazie infinite professore, buon lavoro. Noi adesso ci fermiamo per qualche istante perché ci stiamo per collegare con l'altopiano di Asiago, che ieri è stato battuto dal maltempo. Ci collegheremo quindi anche con la collega Erinda Chitezza, che sarà probabilmente con il sindaco di Lussana, ma ci vediamo fra poco. Di nuovo in diretta, vi avevo annunciato poco fa, prima della pubblicità, che ci saremo collegati con l'altopiano di Asiago. Vedo pronta la collega Erinda Chitezza con Andrea Benetti, se non sbaglio. Erinda, buongiorno, raccontaci cos'è successo sull'altopiano di Asiago. Sì, buongiorno Cristian e buongiorno anche a tutti i telespettatori. Ci troviamo in questo momento a Lusiana Conco perché appunto è stata colpita brutalmente ieri sera da una forte tempesta di grandine con chicchi grandi quanto delle palline da ping pong, da tennis, scusami, e tra l'altro ci sono state perturbazioni molto forti. Noi siamo stati in una malga della zona dove il tetto è stato completamente scoperchiato e le persone che ci
abitano dentro hanno quasi sfiorato la tragedia. Per fortuna nessun ferito e nessun morto. Sono intervenuti i vigili del fuoco e anche altre persone, altri residenti che stavano infatti aiutando i residenti della Malga. In questo momento ci troviamo in piazza Lusiana e siamo in compagnia del sindaco di Lusiana, Antonella, che è qui con noi. Grazie sindaco per averci ospitato oggi in comune, ma ci racconti nel dettaglio che cosa è successo ieri sera? Ma allora ieri sera c'è stata una tempesta, un forte temporale, una tempesta di grandine e forte vento. Naturalmente soprattutto il vento si è concentrato in questa zona di Montecorno e in questa malga che è Malga Pian di Granezza. Malga Pian di Granezza, che è una malga del demanio civico di Lusiana e quindi ex comune di Lusiana. Ora noi ci siamo fusi con Conco, per cui il comune è Lusiana Conco, ed ha provocato questo danno molto importante, perché ha completamente tolto il tetto, è stata completamente scoperchiata la malga. Per fortuna è successo in un orario anche presto, perché erano le 8:30, per cui diciamo che le persone, il malghese che vive lì con la sua famiglia, con la sua moglie e 2 bambini piccoli, erano ancora, se fossero stati a letto addormentati sarebbe stato probabilmente anche, ci sarebbe stata la possibilità che ci fosse davvero anche un danno alle persone. Il danno è stato soprattutto appunto ai beni, perché sono stati sradicati degli alberi vicino alla malga e il tetto appunto della casara, cioè l'abitazione del malghese, dove c'è anche la lavorazione del latte e il magazzino del formaggio al piano terra, però il piano superiore ovviamente è andato distrutto. E poi anche il tetto dello stallone dove c'è la sala mungitura. Ecco, faccio semplicemente una domanda più specifica al sindaco, perché sono fenomeni che stanno diventando sempre più preoccupanti qui in altopiano e non solo. Ma voi che mezzi state adoperando in modo tale da un po' prevenire anche i danni? Sì, allora prevenire i fenomeni ovviamente è impossibile, no? Facciamo dei ragionamenti generali sul cambiamento climatico, ma stiamo vedendo davvero sotto gli occhi di tutti che cosa provoca questo cambiamento climatico. In altopiano mai c'erano stati, prima di Vaia, mai c'erano stati episodi, se non eccezionalmente, insomma qualche tromba d'aria, qualche situazione così, ma molto eccezionale. Invece adesso le cose accadono sempre più frequentemente e anzi direi di più, ogni volta che piove non piove più normalmente, no? Non c'è più il temporale normale con la pioggia normale, ma ci sono questi episodi molto importanti. Noi stiamo provando a ragionarci, nel senso che stiamo valutando anche con esperti, avremo il 19 di settembre con noi Luca Mercalli, il meteorologo, proprio per cercare di capire come il cambiamento climatico stia incidendo quindi anche sul nostro territorio. E poi per il resto c'è tutto un lavoro che si deve fare, che facciamo con molta più attenzione rispetto al passato, per esempio sui cigli stradali, perché questi fenomeni provocano, come è accaduto anche ieri sera, che vengono abbattuti degli alberi direttamente sulla sede stradale. Sulla provinciale ha rischiato un'auto di finire sotto, insomma anche con situazioni di difficoltà, per cui si cerca per esempio di tagliare gli alberi sui cigli stradali in modo da allargare per poter essere un pochino più in tranquillità, insomma un pochino più in sicurezza. Però non è facile. Lei pensi che il nostro comune ha 61 km quadrati di territorio ed è territorio quasi tutto urbanizzato e quindi abitato, per cui diventa davvero complicato poter garantire sicurezza davanti a fenomeni di questo genere che provocano quasi sempre frane, per esempio, nella parte meridionale del territorio, e poi sicuramente dissesti stradali e situazioni di questo genere.
Ma insomma, già sulla Malga che ha avuto questo danno così importante, io intanto voglio ringraziare tutti quelli che sono intervenuti, i vigili del fuoco, la protezione civile nostra, ma anche i volontari e anche i colleghi sindaci dell'Altopiano, che tutti mi hanno chiamato per dire se avevo bisogno, che c'erano, insomma. Beh, già domani mattina attraverso l'Unione Montana, le squadre dell'Unione Montana, a cui daremo poi la delega, si riuscirà ad intervenire per mettere in sicurezza la Malga e tamponare per il momento la situazione. Certo. Cristian, ritorno in studio nel caso in cui tu anche abbia una domanda nello specifico che vuoi fare per i telespettatori. Ma Erinda, mi viene in mente Vaia, molto banalmente, quando il sindaco parlava di questi cambiamenti climatici, di questo maltempo che ormai fa le bizze. L'altopiano di Asiago, così come la provincia di Belluno, era stato sconvolto da Vaia. Restano delle ferite profondissime. Certamente, Vaia, io ricordo solo questo, che in una notte è stato abbattuto il legname che di solito viene tagliato in altopiano, sto parlando nell'arco di una ventina d'anni, quindi pensiamo quanto danno ha fatto soprattutto ai nostri boschi in altopiano, mentre nel bellunese ha inciso molto anche nei centri abitati, sulle strade, gli impianti fognari, eccetera. Da noi sempre in quella Malga c'erano stati danni anche con Vaia, che avevamo prontamente ripristinato, però ecco, Vaia è stato, a noi piace ricordare che Vaia ha avuto in altopiano, per quanto riguarda l'ambiente, il territorio, i boschi, lo stesso effetto della prima guerra mondiale. Il 1918 e il 2018 è stato proprio un abbinamento, e chiunque quella notte fosse fuori, io mi ricordo la telefonata angosciata della mia guardia boschiva che mi ha chiamato di notte dicendomi: sindaco, è come durante la prima guerra mondiale, perché era proprio un disastro, è stato. E quindi io credo che non, insomma, se posso dire una cosa forse in più, ma non possiamo più aspettare, dobbiamo davvero riuscire a intervenire, a bloccare questi fenomeni, perché la natura sta reagendo in modo molto forte, molto pesante alla nostra insipienza. Ecco. Sicuramente, infatti questo è anche un po' un appello che viene fatto e che dovremmo fare a livello nazionale, perché questi fenomeni sono diffusi in tutta Italia e non soltanto. L'Italia si sta quasi trasformando in un clima tropicale, pertanto abbiamo riassunto un po' la situazione drammatica che è stata di ieri sera. Grazie a te, Cristian. Grazie Erinda, grazie ad Andrea Benetti che si trova con te e al sindaco Antonella Corradin. Grazie davvero e buon lavoro. Ma sono state ore di super lavoro per i pompieri e non solo in buona parte del Veneto. Tra ieri sera e la notte sono stati circa 150 gli interventi, soprattutto tra le province di Verona e Vicenza. A Verona il dispositivo di soccorso dei Vigili del Fuoco è stato rinforzato con il richiamo di personale in libero servizio. Oltre 100 le operazioni di soccorso per taglio alberi e rimozione oggetti pericolanti. I comuni maggiormente interessati dal fenomeno sono stati Mozzecane, Villafranca, Verona, San Martino, Buonalbergo. In provincia di Vicenza, oltre ovviamente all'altopiano di Asiago, anche la zona di Recoaro e Tiene, anche vedo valli del Pasubio, Isola Vicentina, Rosà e Bassano del Grappa. Problemi ci sono stati anche in provincia di Belluno e c'è stato un episodio particolarmente grave con esito fortunatamente positivo a Crocetta del Montello, dove si sono vissuti attimi di paura nella tarda serata in località
località Nogare, in un edificio attiguo all'antica osteria Guarnier dove risiede l'anziana proprietaria del locale. Il tetto dell'abitazione, probabilmente a causa di un fulmine, si è incendiato intrappolando la donna disabile nel sottotetto. A salvarla sono stati i vigili del fuoco di Montebelluna e Castelfranco. Quindi anche stavolta l'ondata di maltempo ha fatto danni in buona parte del Veneto e ci interroga su questo cambiamento climatico di cui parlava anche la nostra ospite dall'altopiano di Asiago. La politica, c'è anche la politica di cui dobbiamo darvi conto, perché oggi a Conegliano è stata una giornata importante. Il governatore del Veneto Luca Zaia ha presentato ufficialmente il candidato di Lega e Fratelli d'Italia. Si tratta di Piero Garbellotto, un nome molto noto soprattutto tra gli sportivi perché è il patron dell'Imoco Volley, ma è anche imprenditore. Questa mattina quindi a Conegliano l'investitura, Conegliano dove il centrodestra peraltro si presenta diviso perché l'ex sindaco in quota Forza Italia Fabio Chiesa correrà da solo. Pochi istanti fa Lucio Zanato, il nostro Lucio Zanato, è riuscito a intercettare il presidente Zaia e hanno fatto un po' il punto della situazione non solo per quanto riguarda le elezioni comunali, ma sentiamo Zaia ai microfoni di Lucio Zanato. Parliamo anche di questa, diciamo così, questa curva dei contagi che si è fermata, la caduta e c'è una leggera risalita. È preoccupato? Noi dobbiamo sapere che la variante Delta comunque diventerà endemica, cioè sarà d'ampia diffusione. Dobbiamo sapere anche che i giovani probabilmente diventeranno, coloro che si infetteranno diventeranno degli asintomatici, quindi non avranno guai, ma il vero problema quale sarà? Se vanno a casa hanno un genitore o hanno un nonno o un parente adulto o anziano che non è vaccinato, quindi l'appello è la vaccinazione proprio per prevenire, perché l'ospedalizzazione non c'è, nel vaccinato non c'è. Però è proprio un periodo in cui calano le forniture di dosi, per le prime dosi stanno calando. Non lo dovete dire a me, io ho sempre denunciato questo aspetto, nel senso che i vaccini sono più o meno un terzo, la metà della nostra capacità vaccinale. Noi oggi siamo a 36.000 dosi, abbiamo una capacità vaccinale di 100.000 dosi al giorno. Questo significa che potremo fare 3 volte tanto quello che stiamo facendo. Però si fanno solo i richiami e i giovani che hanno avuto l'apertura più tardi hanno meno posti liberi per vaccinarsi. Questo è uno dei problemi. La verità è che ci vorrebbero più vaccini, la verità è che non dovevano firmare quel contratto europeo che è altamente vincolante. Io avevo tentato di proporre l'acquisto diretto, ma mi hanno detto che così non si fa, adesso vedete i risultati. Il prefetto di Treviso vieta i maxi schermi e le televisioni in piazza per la finale dell'Italia. Bene o male? Io dico che se c'è distanziamento e c'è il rispetto delle regole si può fare tutto. La verità è che abbiamo visto delle immagini raccapriccianti, abbiamo visto disgiochi in piazza e penso che poi ce li troviamo i contagi sempre in ospedale. Poi è inutile fare i filosofi della pandemia quando abbiamo gli ospedali pieni. Gli ospedali si riempiono perché poi c'è una diffusione del contagio che passa attraverso il non rispetto delle regole. Se è vero che se ci chiudessimo tutti in casa nessuno si contagia, è altrettanto vero che se usassimo la mascherina, ci lavassimo le mani, igienizzassimo e facessimo molte attività tipo quella di non andare in mezzo agli assembramenti, il risultato ci sarebbe. Allora l'appello a tutti i cittadini, a tutti i veneti per questa estate da parte del Presidente qual è? L'appello è di vivere liberamente, serenamente, utilizzando la mascherina col principio dell'ombrello, te la metti quando piove, l'ombrello si apre quando piove, quando non c'è assembramento non te la metti. Non è perché ti hanno detto all'aperto non si usa, noi qui la stiamo utilizzando, siamo all'aperto, però c'è assembramento quindi la utilizziamo. Quindi utilizzate la mascherina in tutti i casi di assembramento, igiene delle mani, distanziamento sociale, ne veniamo fuori. E ovviamente vaccinarsi. Noi non ricoveriamo pazienti in variante Delta vaccinati, questo lo devono sapere tutti. Tornando allo scenario di Conegliano, lei prima ha parlato di candidato, anzi di sindaco sceriffo per la città. La sicurezza quindi secondo lei è il primo problema di Conegliano? È uno dei grandi
grandi problemi se pensa che abbiamo delle aree come questo shopping center, quindi Piero Garbellotto ha fatto bene a scegliere questo centro per lanciare la sua campagna, piuttosto che Corte delle Rose, che sono di fatto ormai presidio di gente che sta lì tutto il giorno, non sappiamo di cosa vivono, e è logico che un sindaco deve porsi questo problema, anche perché non possiamo accettare che ci siano aree degradate in generale in una comunità e in particolar modo nelle zone centrali, perché questa è un'ulteriore dimostrazione che il degrado sta guadagnando spazio in città. Secondo lei le doti di imprenditore e di dirigente sportivo di Piero Garbellotto potranno riuscire a risollevare le sorti di Conegliano? Assolutamente sì, ne sono convintissimo, guardate, è come se mi avessero portato sopra la scrivania il pedigree di Varese, ha vinto tutto. Così Zaia da Conegliano, dove si trova appunto per lanciare la candidatura di Piero Garbellotto a sindaco della città del Cima. Zaia che ha espresso la sua opinione anche sul divieto di maxi schermo, che è diventato un po' anche un simbolo in queste ore di un dibattito. In Veneto infatti le città sono divise, c'è chi organizza maxi schermi per gli europei e chi no, come appunto Treviso e Padova, ma anche Jesolo. Questa è un po' la situazione aggiornata per quanto riguarda l'attualità. Do il benvenuto, perché mi ha raggiunto qui in studio, Giovanni Cher, presidente, neopresidente al secondo mandato, rieletto, se non sbaglio, rieletto della Federalberghi di Treviso. Buongiorno Presidente e in bocca al lupo a questo punto. Beh sì, da lavorare ne abbiamo, da lavorare ne avremo parecchio, anche perché gli ultimi 2 anni sono stati difficilissimi, ma i prossimi saranno altrettanto difficili, perché ripartire nel nostro settore non sarà così semplice, anzi direi che sarà molto complicato. Soprattutto per un territorio come quello trevigiano, perché mi sembra che i segnali siano abbastanza positivi dalle località di mare, anche in montagna non malissimo, ma forse c'è una specificità dei territori pedemontani, Colli del Prosecco, Città d'Arte. Certo, ma allora quando si parla di turismo il termine è molto vasto e molto grande, no? Il termine turismo. Se andiamo a fare un'analisi nella nostra zona, diciamo la provincia di Treviso, noi tendiamo a dividerla in 3 fasce di mercato. La fascia diciamo centrale, Treviso e le città d'arte, che è sicuramente una fascia che sta soffrendo molto in modo importante. Parliamo di occupazione in questo momento che va intorno dal 20 al 50, la media intorno al 30-35%, fatto di una clientela soprattutto d'affari, quindi continuano a viaggiare, si riempiono durante la settimana, i fine settimana sono invece piuttosto vuoti, piuttosto scarichi i nostri alberghi. La zona del Prosecco, che ha fatto un buon periodo in primavera, adesso nel periodo estivo diciamo che un po' anche la maggior parte dei turisti che frequentavano le colline se ne vanno al mare, scelgono le destinazioni di mare che grazie al cielo, anche dai dati che vediamo, stanno andando piuttosto bene ed è comunque la zona che lavora meglio nella provincia di Treviso, diciamo che tutta la zona pedemontana, un po' per le attività sportive, un po' perché la gente cerca in un periodo particolare come questo che cosa? L'aria libera, cerca i grandi spazi, tende a non concentrarsi nelle grandi città, no? Cerca un po' di evitare. E poi c'è la fascia sud, quella che diciamo è più vicina a Venezia, che normalmente ha gli alberghi più grandi della nostra provincia, che ospitava i gruppi turistici che andavano a Venezia. Questi non ci sono più, per cui molti di questi alberghi sono ancora chiusi, da 1 anno e mezzo sono chiusi a questa parte. Questo è un po' un piccolo panorama. E questo è uno dei temi, lei fa riferimento soprattutto agli alberghi lungo l'asse del Terraglio e non solo, che sono soprattutto a servizio degli aeroporti e di Venezia. Se non riparte del tutto Venezia è chiaro che tutto quel settore resta fermo. È vero, è vero, è vero. Oggi Venezia in questo momento qua ha abbastanza lavoro, diciamo che
col G20 che in questi giorni si sta svolgendo a Venezia, un po' di attrattività non turistica, ma comunque c'è stato, se non altro, le forze dell'ordine che insomma sono, da quello che so, sono oltre 1200 addetti, hanno un po' riempito gli alberghi del territorio. Sì, ecco. diciamo che in realtà sono stati occupati soprattutto dai lavoratori, dagli operatori e certo. da tutto questo mondo che ruota certo. attorno al G20. Tra l'altro fra poco ci collegheremo con Anna Maria Parisi che si trova all'Arsenale con Simone Merlo, perché oggi è una giornata importante. Critica. Si entra nel vivo del G20 e si entra anche nel vivo delle proteste che sono attese per le prossime ore. Anche questa è una situazione... Sperando che si svolgano civilmente. Ovviamente questo è l'auspicio di tutti. Senta, Presidente, le chiedo anche una sua opinione. Si sta parlando tanto, l'ho sentito Zaia, prima ne avevamo parlato con il virologo Pregliasco, di questo divieto di maxi schermi in piazza. Che cosa ne pensa di questa misura, di questo giro di vita da parte della Prefettura di Treviso? Ma è sinonimo di preoccupazione sicuramente, è sinonimo di preoccupazione perché voglio dire gli ultimi dati che arrivano sul virus non sono poi così dei dati diciamo così ottimistici, no? Quindi essere prudenti, si dice meglio prevenire che curare, no? Quindi diciamo è un po' una misura che va in questo senso. Sappiamo bene, abbiamo visto fino adesso che quando i paesi circostanti a noi vanno male, dopo un po' purtroppo andremo male anche noi, quando i paesi vicino a noi cominciano ad andare bene, anche noi poi andremo bene, insomma. Per cui soprattutto per il turismo voglio dire, se in giro ci sono paesi come l'Inghilterra con 25-30 mila contagiati al giorno, anche i nostri alberghi ne risentono, cioè la gente non viaggia, non vengono. Quindi lei dice probabilmente serve ancora un po' di prudenza? Ma sicuramente tutti lo dicono, il virus non è finito, bisogna essere ancora prudenti, bisogna essere ancora attenti e rispettare tutte le normative, no? Noi ne abbiamo parecchie nei nostri alberghi, però devo dire la verità che anche facendo una piccola analisi le stiamo tutti rispettando. Tutte le nostre strutture stanno rispettando quello rigorosamente anche perché tra l'altro di focolai in alberghi non ce ne sono mai stati. Questa è una cosa che vedete, negli alberghi non c'è mai stato un focolaio, gli alberghi hanno ricevuto da parte di Federalberghi in contatto con diciamo il Ministero della Sanità tutti i protocolli da seguire, ancora la scorsa primavera, e tutti questi protocolli sono sempre stati seguiti con rigorosa attenzione, anzi alle volte rischiamo proprio di rendere un po' ai nostri clienti un po' difficile, un po' meno simpatico, non so, la colazione, che anziché essere al buffet dove uno si può prendere quello che vuole, deve essere per forza di cose servita, no? Quindi magari il cliente dice ma perché così? Così per la tua salute, così per la... Ve lo chiedono ancora? Mi chiedono ancora spiegazioni? Certi sì, lo capiscono, la gente ormai ovviamente si è fatta, capisce, soprattutto chi viaggia, capisce tutte le difficoltà che ci sono, capisce certi tipi di lentezze, certe burocrazie, è chiaro che vorremmo tutti che questa cosa finisce il prima possibile. Assolutamente. Lo vedo collegato, lo saluto e lo ringrazio, il sindaco di Pederobba Marco Turato. Buongiorno sindaco. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Sindaco, abbiamo parlato finora soprattutto di questi famigerati maxi schermi, di questo divieto, sostanzialmente invito che è arrivato dalla Prefettura di Treviso a non organizzare maxi schermi nelle piazze, nei plateatici, perché è alto il rischio Covid. Si parla di queste varianti, insomma sappiamo tutti quali sono i temi sul tavolo. Lei però dice: Pederobba non è Milano, noi il maxi schermo lo facciamo. È così? Sì, intelligentemente il prefetto ha invitato i sindaci in quelle città, in quei luoghi dove si possono creare degli assembramenti importanti, invitando i sindaci appunto ad evitare di organizzare questi maxi schermi. Però non vorrei paragonare la città di Treviso a un paesello piccolo come Pederobba, dove per la semifinale dell'altra sera c'erano 70 persone, per cui capisco la prudenza, è giusto che ci sia,
però sulle piccole realtà come le nostre penso sia un po' spropositato, facendo appunto riferimento a ciò che è stato organizzato ad esempio, che ne so, a Roma piuttosto che in altre città importanti d'Italia. Vietare a Pederobba su una piazzetta che 50-60 persone si riuniscano a vedere la partita sullo stesso schermo, penso non ci sia paragone. Ecco, quindi diciamo il problema della movida non riguarda Pederobba, così come tanti comuni piccoli, medio piccoli del Veneto. Sì, effettivamente sono situazioni in cui nei nostri paesi, nella augurata ipotesi, nel caso specifico, che l'Italia possa vincere questo campionato europeo, non è qui dove si può verificare un assembramento importante mettendo a rischio la salute dei cittadini. È ovvio che la speranza è quella di poter festeggiare, ma con la testa appesa al collo, insomma. Quindi, Sindaco, domenica sera per Italia-Inghilterra il maxi schermo a Pederobba c'è. Sì, il maxi schermo a Pederobba c'è, io non sarò presente perché di natura non sono superstizioso, ma nel caso specifico sì, per cui sarò nella stessa sedia, nello stesso tavolo, davanti alla stessa televisione. Quindi proprio, diciamo, sì, fino alla fine resta sulle sue convinzioni. Ma quindi mi faccia capire, questo raduno in piazza, questo maxi schermo, come sarà gestito? Ci saranno dei volontari? Ci sono delle sedie? Come lo realizzerete? Il tutto è stato organizzato rispettando tutte le indicazioni che ci sono state date in merito a situazioni tipo il cinema all'aperto, ad esempio. Nel caso specifico ci saranno 100 sedie massimo, ci sarà un triage all'entrata della piazza dove verranno verificate le condizioni anzitutto della salute dei cittadini, compilando una scheda, nome, cognome, eccetera, massimo 100 persone, ma sono sicuro che non ci saranno 100 persone, vogliamo essere prudenti in tutto e per tutto. Sindaco, lei per caso ha sentito il prefetto, ha avuto modo di esporle le sue ragioni, perché dalla prefettura è arrivato un invito più che un obbligo, mi è parso di capire. Sì, il prefetto non l'ho sentito, però nel documento che è stato inviato ai sindaci, giustamente il prefetto ha sottolineato, invitando appunto in quelle situazioni, come dicevo prima, che si possono creare assembramenti importanti, di evitare questi maxi schermi. Ovviamente è un invito rivolto a tutti i sindaci, però sono dalla parte del sindaco di Treviso Mario Conte, dove è una realtà completamente diversa di Pederobba, dove la cosa va gestita in maniera completamente diversa. Quindi lei non si sente un sindaco ribelle, dice sto usando semplicemente il buon senso. Esattamente, sto usando il buon senso. Poi però io spero che alle 11 di domenica sera i ragazzi possano sventolare il tricolore nelle strade con i caroselli, perché da italiano in primo luogo e da sportivo in secondo speriamo di festeggiare domenica sera. E lei dice che queste tradizioni comunque vanno rispettate perlomeno. Sì, visto che è dal 2006 che non apprendiamo il tricolore nelle terrazze per meriti sportivi, spero che domenica sia l'occasione giusta. Il tifo vince sul Covid a Pederobba? Sì, però con la testa ben appesa al collo, come ho detto prima. Senta, Sindaco, più in generale, si parla tanto di ritorno anche alla socialità. Sappiamo che poi ogni comunità ha il proprio modello di socialità. Le città più grandi hanno un loro sistema, quelle più piccole un altro ancora. Com'è la situazione a Pederobba? Sono rimaste delle ferite anche al tessuto sociale, alla voglia di ritrovarsi? È cambiato qualcosa in questi mesi? Sì, purtroppo sì. Faccio l'esempio che le sagre paesane o le feste o le mostre mercato che abbiamo ogni anno nel nostro comune, anche quest'anno, sebbene ci sia la possibilità di poterle fare, non vengono svolte. Perché? Perché i volontari, essendo tali,
hanno paura giustamente delle conseguenze nel caso in cui si trovassero di fronte a situazioni che dal punto di vista sanitario ci fossero dei problemi, e questo ci dispiace perché essendo volontari, essendo gruppi di persone, questo tirare avanti a campare da questo punto di vista slega quello che è quei gruppi che dedicano tempo e lavoro alla comunità per organizzare delle feste e non ne hanno più voglia sostanzialmente. Ecco perché come comuni, ne ho visti tantissimi, hanno cercato di parare il colpo organizzando concerti, cinema all'aperto e quant'altro per tenere viva la socialità nei nostri paesi, perché altrimenti è una situazione già triste di per sé e ci aggiungiamo del peso sopra e di conseguenza è triste in tutti i sensi. Quindi serve motivare non solo la popolazione ma gli stessi volontari che magari erano abituati ad altre situazioni e che fondamentalmente in queste settimane, in questi mesi, se vogliono fare qualcosa devono anche adempiere una certa burocrazia, questo va detto. Sì, è giusto che vengano seguite le regole che ci vengono indicate, però è altresì vero che organizzare una sagra, sono persone che fanno del volontariato, è molto differente rispetto a un'attività commerciale e bisogna metterli in condizioni di poter lavorare e dare un momento di serenità e di felicità alle nostre comunità che in questo periodo hanno sofferto molto. È difficile da affrontare una cosa simile, ne sono consapevole, però noi come amministrazioni dobbiamo cercare di essere al loro fianco per poter continuare in quelle che sono le tradizioni fondamentali del nostro territorio. Sindaco, la ringrazio. Grazie. E buona partita a questo punto in solitaria, mi è parso di capire. Non ci sarà il sindaco in piazza. E speriamo che il cielo di Londra si tinga d'azzurro. Lo speriamo davvero. Grazie al sindaco di Pederobba Marco Turato, buon lavoro. È rimasto con noi Giovanni Kerr. Prima Kerr, lei parlava di questo G20 che sta facendo comunque del bene al turismo, e con il G20 adesso ci colleghiamo con la nostra Anna Maria Parisi che si trova appunto a Venezia, non capisco dove ma ce lo dirà lei, e si trova con Simone Merlo. Buongiorno Anna Maria. Sì, buongiorno a te Cristian e a tutti i nostri telespettatori. Siamo proprio nel cuore del summit del G20, siamo all'Arsenale, siamo arrivati dopo un viaggio un po' articolato ma ce l'abbiamo fatta. Dunque per arrivare qui è necessario ritirare i pass stampa con il Media Center, il punto operativo tanto per la stampa quanto per i delegati, con le 63 accreditati da tutte le nazioni del mondo, le varie delegazioni, all'Hotel Monaco, quindi a San Marco. Ma per arrivare là e accedere appunto al punto stampa, è un viaggio un po' articolato tra battelli e vaporetti che andavano e che non andavano, con la linea 4.1 da Piazzale Roma, quindi da lì siamo scesi alle Zitelle per prendere la linea 2 e arrivare a San Giorgio, quindi a San Marco, con il ritiro degli accrediti. Dopodiché, una volta ritirati gli accrediti, spiego anche un po' così certo, per quanto riguarda dietro le quinte, no? Per chi ci stesse guardando da casa, anche per spiegare che cosa accade nel dettaglio. E quindi la navetta shuttle che ci attendeva lungo l'approdo di San Marco Giardinetti, poco distante dal Monaco, e siamo arrivati qua. Un viaggio che ci ha visto circumnavigare il bacino di San Marco con l'isola grande di San Giorgio accanto a noi, quindi ecco, abbiamo visto, sono arrivate ancora le forze dell'ordine con il battello che vedi, uno dei due battelli che vedi qua alle nostre spalle, alla mia sinistra, e uno di questi l'abbiamo preso anche noi dalla stampa. Dicevo, abbiamo circumnavigato il bacino di San Marco,
Marocco con l'isola grande di San Giorgio, abbiamo attraversato l'istituto navale Morosini e quindi siamo passati lungo l'isola della Certosa per arrivare qui nel cuore del summit, come dicevo, all'Arsenale, visto che tante linee del trasporto pubblico locale sono bloccate. Certo. Oggi prima giornata delle due previste, quindi oggi e domani, sabato 10, in cui si parla, sul tavolo c'è l'accordo della tassazione delle multinazionali, quindi diciamo che dopo un inizio di settimana che ha visto il consolidamento bilaterale con la Francia a seguito della visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Parigi, che ha visto intenerirsi un po' le relazioni un po' tese tra Roma e Parigi. Nei giorni del Conte 1 si è delineato a stretto giro una nuova partita per la politica estera italiana. Dunque sul tavolo oggi un dossier piuttosto complicato, articolato, cioè l'introduzione di un'imposta minima globale sulle multinazionali. Dopo l'intesa del 15% raggiunta il 1° luglio nel quadro OCSE, dopo il passo decisivo compiuto in occasione del G7, lo ricordiamo, in Cornovaglia. Quindi l'Italia, che ha con Venezia la presidenza del G20, ha un ruolo decisamente importante e particolare in questa trattativa. Qual è la linea italiana? Da fonti vicine ai dossier finanziari della presidenza italiana del G20, la presidenza appunto si spingerà sulla finanza green, quella verde, cioè sul consolidarsi dei negoziati sulla tassazione, appunto, come detto, delle multinazionali, per avere quale obiettivo? L'obiettivo di avere operative aliquota con l'aiuto dell'FMI, degli aiuti ai paesi poveri, sia sul fronte della pandemia, dai vaccini alla preparazione a simili eventi, proprio sulla gestione della pandemia e sull'impatto economico. Diciamo, Anna Maria, che da Venezia potrebbe arrivare proprio nelle prossime ore un sì politico importante alla tassa minima globale che è stata rilanciata all'inizio del suo mandato da Joe Biden. Quindi si potrebbe fare in qualche modo la storia in questi giorni a Venezia. Ma certamente è sicuramente così. Infatti dopo il confronto, come dicevi tu, con l'ok di 130 paesi e la proposta degli Stati Uniti sulla tassa minima globale, quindi dopo il via libera da 130 paesi su questa proposta statunitense di una tassa minima globale per le grandi multinazionali, i riflettori, come accennavi tu, sono certamente accesi su questo vertice, il vertice veneziano. Tra l'altro nel pomeriggio, più tardi, verso le 17:30, alle 18, ci sarà un punto stampa dopo che avranno parlato i ministri degli esteri internazionali con il nostro ministro Gentiloni, e faremo anche un po' un sunto di quella che sarà stata l'odierna giornata. Tra l'altro, se permetti, chiederei a Simone di allargare un po' l'inquadratura mostrando quanti sono i colleghi presenti. Ecco Simone, brevissimo, girati, siamo un po' tutti quanti qui, vedi chi è in attesa di fare il prossimo collegamento, chi sta attendendo tra gli operatori presenti, anche gira pure la telecamera Simone, i suoi giornalisti di fronte a noi. Tra l'altro, ecco qua vediamo gli altri colleghi delle altre testate giornalistiche nazionali e internazionali, e il punto stampa dove si trova esattamente davanti a noi. Se Simone riesce a girare con la telecamera, se ce lo permettono, ecco vedi, quello è l'ingresso. L'ingresso del punto stampa è al Molo 113 e poi entreremo per accedere, tra l'altro al Molo 113 ci hanno dotato di apposite mascherine, te la mostro, eccola qua, vedi? La FFP2 con il logo del G20, quindi perché all'interno naturalmente le mascherine saranno obbligatorie. Poi,
Come? Anche griffata. Sì, abbiamo la mascherina griffata, al pari dei nostri pass obbligatori. Tra l'altro per prendere la navetta, la shuttle, non è che arrivi e prendi lo shuttle perché sei accreditato come giornalista, no, devi mostrare, devi esibire l'esito del tampone effettuato nelle 48 ore antecedenti all'incontro in questione. Stamattina l'ho fatto io, ieri l'ha fatto Simone Merlo, e sia all'ingresso quando accedi al terminal per prendere lo shuttle, sia una volta scesi c'è il punto per il controllo. Ecco, Simone credo che lo stia inquadrando, sì. Vedi quel chiosco bianco con la gente lì, sono gli steward e le hostess, tu scendi, devi esibire l'esito del tuo tampone, ovviamente deve essere negativo, e c'è anche la scannerizzazione del tuo pass. Noi giornalisti abbiamo tutti il pass contraddistinto dal colore giallo, mentre i delegati ce l'hanno con i contorni blu. Ma questo significa comunque, Anna Maria, che c'è un'organizzazione importante, questo si sapeva, e che il livello di sicurezza è anche massimo, perché va detto che nelle prossime ore sono attese anche delle manifestazioni di protesta. Da questo punto di vista qual è il clima? Ma noi siamo dentro le mura, è il caso di dire, qui nel cantiere navale dove si trova l'Arsenale e il Summit. Le voci del disaccordo, della discordia, i manifestanti anti-G20 si trovano fuori da qui, quindi da qui non arrivano le proteste, ma per la giornata di domani il clima è davvero incandescente da questo punto di vista, perché si vocifera, ci saranno proteste anche accese anche via acqua, nonostante i divieti a circolare nella zona acqua lungo l'Arsenale. Infatti prima che ci collegassimo è arrivato, appunto adesso è andato via, un cospicuo numero di forze dell'ordine, di agenti della polizia e della Guardia di Finanza. Alcuni sono qui di fronte a me, per cui volgo lo sguardo proprio diretto a loro, con anche i cani molecolari e i cani antidroga, quindi a riprova del fatto che si è pronti per ogni qualsiasi ipotetica evenienza. Esatto. Anna Maria, ti ringrazio. Direi che per il momento dall'Arsenale è tutto, magari ci colleghiamo più tardi anche dalla sala stampa, così vi facciamo vedere anche un po' com'è l'organizzazione all'interno. Lì nella sala stampa, che tra l'altro è dotata di tutti i comfort, mi hanno detto i colleghi, io e Simone Merlo dobbiamo ancora entrare. Questa è una buona notizia per te, diciamo, per il collegamento. E quindi poi sì, vi naturalmente illustreremo anche tutti i particolari direttamente dalla sala stampa. Grazie Anna Maria, torneremo a collegarci con te e Simone Merlo nel corso del pomeriggio e della sera, perché gli occhi del mondo sono puntati su Venezia questa volta finalmente per un evento di tipo internazionale che mancava da tempo in città. Sarà una grande pubblicità. Sarà una grande pubblicità per il futuro, perché avere tutti gli occhi del mondo, perché in questo momento sono tutti gli occhi del mondo su Venezia, vuol dire fare una grande promozione per il nostro territorio, questo siamo certi. Perché, tornando al discorso di prima, se riparte Venezia riparte tutto. Beh, sicuramente. O riparte comunque una gran parte di allora, abbiamo fatto proprio un'analisi l'altro ieri su quello che era l'andamento con gli osservatori che adesso tramite la Regione e Federalberghi regionale abbiamo un pochino sull'andamento delle prenotazioni, non solo quelle in essere ma anche quelle future, andando a dare un'occhiata come come stanno muovendosi le prenotazioni nel mese di agosto, e abbiamo visto che sicuramente la parte del Leone la fanno le destinazioni di mare, Jesolo in particolare, e quelle del lago di Garda,
anche sta andando molto bene. Abbiamo avuto rispetto al passato, rispetto all'anno scorso, la fortuna di avere le frontiere, soprattutto questo verso l'Austria e la Germania, che sono state le frontiere aperte, per cui voglio dire questo, che il nostro principale cliente, no, delle strutture ricettive, diciamo, del Veneto, ha avuto una certa facilità nel muoversi in questa primavera, e questo sicuramente ha portato del benessere a tutti, no? Quindi queste sono le due località che vanno meglio. Soffrono di più invece le città d'arte e la zona termale, anche le terme stanno un po' soffrendo. La montagna è ancora una via di mezzo, diciamo, è un po' più in ritardo rispetto al mare, perché comunque c'è una tendenza globale di prenotare all'ultimo minuto. Certo. Ovviamente le incertezze del viaggio, i documenti necessari per volare, cosa serve. Io ieri stavo scartabellando mio figlio che deve partire per la Francia dopodomani, i documenti, non facciamo ancora una certa difficoltà a capire che documenti bisogna di avere. Basta il Green Pass, non basta il Green Pass? Appunto. E questo avviene anche però ovviamente al contrario. No? Il Green Pass ha facilitato, ha semplificato o ha reso le cose ancora più difficili? Perché c'è chi dice c'è ancora molto da fare, non ci sono procedure realmente uniformi. Vede Christian, la sua collega in collegamento dal G20 gli ha richiesto il tampone, probabilmente il Green Pass ce l'ha, però gli ha richiesto il tampone, quindi io credo che siamo ancora un po' farraginosa la cosa, non è proprio così chiaro e così evidente questi. Ma anche da un certo punto di vista va bene, non vuol dire aprite le cose, però avere un po' più chiarezza su quelli che sono i documenti per poter viaggiare sarebbe utile per tutti quelli che hanno bisogno di viaggiare, no? Noi lo risentiamo direttamente, perché se non prendono l'aereo, se hanno difficoltà, se ti cancellano l'aereo oggi per domani, quello che purtroppo sta succedendo, tu ti ritrovi ad avere delle camere prenotate e non più diciamo senza che poi arrivi il cliente, no? Quindi cosa succede? Succede che hai tutte le cancellazioni che oggi come oggi devi riconoscere, non puoi chiedere nessun tipo di penale perché il mercato non te lo concede. No. Questo è quello che avviene. Assolutamente. Lei che parlava di aerei, aeroporti, ne abbiamo parlato anche poco fa. La riapertura del K9 è stato un messaggio importante per Treviso e non solo per Treviso. I benefici si sono visti subito, Si sono visti subito i benefici, perché voglio dire aprirlo, anche se devo dire soprattutto in questa fase i voli più pieni sono quelli nazionali, no? Perché come vi dicevo c'è ancora una certa difficoltà nella comunicazione, nei documenti necessari per volare da un paese all'altro, no? Quindi i voli più pieni sono quelli che vanno verso l'Italia, però il fatto che ci siano nuovi voli, il fatto che ci sia una previsione ancora di aumento ci fa ben sperare. Diciamo che in una località, in una destinazione come Treviso, il fatto di avere un aeroporto è una grandissima opportunità, cioè il futuro, il turismo non è, come si dire, una scelta nostra, non è che siamo noi a decidere che la nostra destinazione è una destinazione turistica, ma è una scelta che fanno i clienti. Quindi la base è che cosa? Ascoltare i nostri clienti per capire che cosa vogliono, qual è il prodotto che vogliono. Una cosa lo vogliono sicuramente, che sia facile e comodo da raggiungere, per cui essere sulle grandi vie di comunicazione, quindi aerei, autostrade, aeroporti, autostrade, stazioni di treni a alta velocità, sono le tre cose che il cliente chiede. Quindi tutti i clienti le chiedono questo, perché se vuoi essere attrattivo turisticamente devi avere anche le infrastrutture che ti permettano di raggiungere velocemente queste cose. Treviso da questo punto è super fortunato, perché avendo un aeroporto bello, importante come il Canova, con dei progetti fortunatamente di crescita e di sviluppo futuro, vuol dire portare ricchezza sul territorio. Attenzione, non dimentichiamo che portare turismo vuol dire portare e sviluppare tutta una filiera che ci sta accanto, no? Quindi non è che fai contento solo un albergo, ma fai contenti i commercianti, certo, fai contenti i ristoratori, c'è un indotto enorme che viaggia attraverso il turismo.
Senta, Presidente, un altro tema di cui si parla tanto in queste settimane è quello dell'assenza di manodopera, soprattutto nel settore del turismo. Pochi giorni fa ne ho parlato con il Presidente dell'Associazione Isolana Albergatori, Alberto Maschio, e dice è una situazione drammatica per certi versi, è la nostra priorità del momento, non si trovano persone e in questo momento in cui si parla anche di dello sblocco dei licenziamenti, in cui comunque anche le politiche del lavoro devono essere riallineate, è un paradosso. Le risulta, si vede questa assenza di manodopera, c'è anche negli alberghi, diciamo così, della provincia di Treviso. È una situazione drammatica. È una situazione drammatica soprattutto per quello che riguarda il livello medio dei nostri, diciamo, occupati, no? Quindi il livello che va sui 1.200-1.300 euro al mese, abbiamo avuto veramente una situazione complicatissima. Abbiamo avuto quelli che se ne sono andati perché avevano le capacità e la possibilità di cambiare, perché voglio dire non gli bastava poter avere una cassa integrazione, i soldi che gli pagano la tassa integrazione, e quindi se ne sono andati e hanno cambiato settore. Ci sono quelli invece che i 600-700 euro e magari qualche lavoretto in nero gli va bene e quindi non sono più disponibili, non vengono a lavorare. E qui bisognerebbe fare un bel discorso proprio il futuro. Siamo un paese dove c'è bisogno di lavorare, c'è bisogno di ripresa, dove in realtà la gente si lamenta perché manca lavoro e diamo un reddito di cittadinanza a questa gente per creare un minimo, e noi come settore siamo senza personale, quindi qualcosa non funziona, no? C'è un meccanismo che non funziona, come diamo un reddito di cittadinanza perché la gente non può lavorare e noi siamo senza lavoro. Dov'è che non funziona il meccanismo? Faccio l'avvocato del diavolo, certo. Perché ne avevamo parlato anche con altri suoi colleghi. Gli stipendi come sono? Cioè, sono bassi, sono troppo bassi? Perché anche questo è un tema, nel senso che poi si apre il capitolo del costo del lavoro, quindi diventa tutto... Cristian, mi ha già risposto, voglio dire, quando un dipendente costa, noi riceviamo uno stipendio, una busta paga per 14 mensilità da noi più TFR, quindi non dimentichiamo che insomma vuol dire dovremmo aggiungerci un altro 25%, quindi perché diciamo che poi gli alberghi trevigiani non lavorano sulla stagionalità, esatto, sono sempre aperti, quindi si applica, non abbiamo il problema della stagionalità, esatto, si applica il contratto collettivo nazionale del turismo che prevede 14 mensilità. 14 mensilità, cosa vuol dire? Vuol dire che in realtà i 1.300 euro medi di un dipendente sono 1.600 euro per 12, se andiamo a fare due conti su questo. Di questi cosa vuol dire? Vuol dire che a noi costano più del doppio, quindi voglio dire in un settore come il nostro dove la marginalità è crollata, perché voglio dire fra tassazioni e varie oneri, verifiche, sicurezza, HCCP eccetera, abbiamo una serie di costi che veramente stanno in questo momento rendendo faticoso gestire la cassa, dover pagare i dipendenti non dimentichiamo che rappresentano 35 e 40% del costo dell'albergo, quindi diciamo la parte principale nel costo alberghiero è quella del personale, no? E il personale oltretutto come funziona? Quando hai l'albergo pieno lo usi al 100%, quando non hai l'albergo al 50% non hai nemmeno la possibilità di avere una flessibilità, no? Quindi quello che noi vorremmo avere flessibilità sul lavoro maggiore, poter gestire il personale nel modo migliore e avere in questa fase qua, voglio dire, una riduzione dei contributi. Teniamo presente che abbiamo bisogno di personale, questo se ne sta in cassa integrazione, veniteci almeno incontro. Questo chiediamo, no, allo Stato. Chiediamo, se io riassumo uno in cassa integrazione, toglimi questi soldi che non paghi più di cassa integrazione, toglimi dai contributi che devo pagare, almeno per darmi un vantaggio del rilancio. Quindi c'è qualcosa che non funziona in questo meccanismo e questo rende, abbiamo fatto, anzi uscirà la prossima settimana, così lo anticipo questo, un osservatorio di Confcommercio, che è la nostra casa madre dove noi siamo ospiti, proprio su Treviso, che andrà a raccontare un po' l'andamento dei vari settori del commercio, e il nostro settore turistico è il peggiore.
Si dice da questa analisi che più del 50% delle strutture pensa che non ce la farà. Più del 50%? Sì, almeno il 50%. Quindi almeno il 50%, la metà delle strutture alberghiere della provincia di Treviso pensa che non ce la farà a superare la crisi. Perché? È un dato shock. Un dato gravissimo. Quindi non sappiamo veramente dove finiremo. Questa è una ricerca, uscirà credo nella prossima settimana. E in termini numerici di quante strutture stiamo parlando? Allora, provincia di Treviso siamo 176 strutture, tenga presente, e abbiamo la concorrenza, visto che così parliamo anche delle difficoltà del nostro settore, della bellezza di 1700 locazioni turistiche. Quindi voglio dire, siamo 1 a 10. Anzi, no, questo era ovviamente, sono dati del 19, perché adesso le locazioni turistiche ci sono quelle che sono belle depositate e quelle che invece cosiddetti abusivi non sappiamo cosa fanno, no? Un fatturato di 110 milioni di euro. Un numero, circa 1150 dipendenti, un dato approssimativo, 5150 camere, per totale di 9.200 posti letto. Quindi questo è il dato importante. Treviso in questi anni è cresciuto moltissimo, no? Quindi noi chiediamo in questa fattispecie di aiutare questa categoria che diciamo è stata... 80 alberghi della provincia di Treviso potrebbero chiudere. In teoria sì. Questo è quello che avviene, quello che si sente. Da qui alla fine dell'anno, qui al prossimo anno? Diciamo che se dobbiamo parlare della ripresa alberghiera, non è che pensiamo che il 22 sia tutto finito, noi ne siamo convinti. Sappiamo bene che per ritornare ai livelli del 19 ci vorranno altri 2 o 3 anni come minimo. Quindi diciamo che la prospettiva che si danno agli albergatori trevigiani è di 2 o 3 anni, no? Quindi dicono che se entro 2 o 3 anni le cose non si risolvono in senso pieno, diciamo chiudiamo. Che le difficoltà sono non solo di riempire l'albergo, ma è anche la gestione della cassa, no? Certo. Quindi quella cosa, quindi portare avanti la cassa e quindi voglio dire avere la liquidità che ti permette di mandare avanti l'azienda. Ci lasciamo con questa fotografia, che è una fotografia decisamente impietosa, che dimostra quanto il settore vada monitorato e sostenuto con politiche reali. E la ringrazio davvero per essere stato nostro ospite, ovviamente ci aggiorniamo. E c'è un'altra questione di cui parliamo in ultima battuta e riguarda una pronuncia del TAR del Veneto che ha di fatto sospeso i corsi di formazione per OSS voluti dalla Regione. Questo però apre un caso per quanto riguarda il personale delle strutture socio-sanitarie, ma lo spiega in questa intervista realizzata ieri sera a Focus, la trasmissione del nostro direttore Bacciagli, e la stessa assessore regionale Lanzarina. Sentiamo. Senta Assessore, l'ho chiamata perché è uscita una nota, una sua nota in cui lei commenta la sospensione da parte del TAR del Veneto della delibera sulla formazione degli operatori sanitari, dei servizi sanitari. Ha detto, vedo qua le prime righe, si rischia di bloccare le attività e la programmazione sanitaria negli ospedali e nelle case di riposo, non ci resta che rivolgerci al Consiglio di Stato. Che è successo? Ci spiega un po' chiaramente questa vicenda? Sì, allora noi sappiamo e conosciamo molto bene che la situazione per quanto riguarda i medici la conoscevamo già, le professioni sanitarie, quindi gli infermieri nello specifico, oggi è drammatica. Non ce ne sono, le case di riposo non riescono ad avere personale che garantisca l'assistenza agli standard, tant'è che i concorsi, l'ultimo concorso fatto da Azienda Zero, alla fine le USL hanno assunto quelli che sono assegnatari, però li abbiamo di fatto lasciati nelle case di riposo e quindi non prendono posto all'interno degli ospedali, ma rimangono nelle case di riposo per garantire il servizio. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato quindi di
pensare a delle soluzioni per tamponare questa situazione, e abbiamo messo in piedi il corso complementare per l'osso specializzato, sia l'osso con la terza S. Non ci siamo inventati nulla, nel senso che c'è una legge regionale, ma la legge regionale arriva da un accordo Stato-Regione che prevede questa figura. Abbiamo quindi fatto una delibera che individua quindi la possibilità di creare e formare queste figure. Sono degli OS che fanno poi delle ore specifiche, dei corsi, e vengono quindi poi definiti OS specializzato, quindi formazione complementare. Ecco, mi scusi, è un po' come quando avete giocato la carta degli specializzanti, no? Per sopperire a mancanze anche lì nei reparti. In questo caso si tratta di figure che subentrano a infermieri che sono andati nell'RSA, no? Sì, ma sono figure che non vanno a sostituire l'infermiere. Noi abbiamo mai detto che, perché il ricorso è stato fatto da parte degli ordini professionali, che queste figure sostituiscono l'infermiere. Ci mancherebbe. Un infermiere fa un percorso di studio ben definito, quindi la laurea triennale, l'OS invece diciamo che fa un corso di un tot di ore, quindi c'è una formazione completamente diversa. Solo che queste erano delle persone formate che potevano essere di supporto in quelle situazioni, nelle case di riposo, nelle comunità dove ci sono disabili, e quindi sopperire alla mancanza degli infermieri, che non ci sono e non li troviamo. Cioè non è che il problema è che non li assumiamo o non vogliamo assumere, il problema è che, vi do due numeri, noi formiamo ogni anno 1200 infermieri tra le 3 università, Verona, Padova e un corso anche a Ferrara. Quest'anno siamo riusciti, facendo 1000 peripezie, a portare a 1500, ma noi il nostro fabbisogno, quanto abbiamo chiesto a Roma, è di 3000, quindi la formazione in 3000 infermieri l'anno, quindi siamo lontanissimi. Questa era una modalità prevista in legge, quindi non ci siamo inventati nulla, che dava un supporto e intanto tamponava una situazione. Però probabilmente non è stata interpretata in questo modo, c'è questa sospensiva alla fine, perché quindi ci hanno detto che vogliono entrare nel merito, ma questo vuol dire che noi non possiamo attivare il percorso formativo con le ore che erano previste e formare queste 500 persone, che sarebbero state appunto una valvola d'ossigeno molto importante. Certo. Questo è il nuovo fronte che si è aperto. C'è il tempo per un aggiornamento di cronaca che arriva dal Salento. Drogate e abusate. È la denuncia di 2 giovani turiste venete in vacanza in Puglia, nella zona di Gallipoli. Le 2, entrambe 19enni, sono state trovate questa mattina in profondo stato di alterazione psicofisica nella loro camera del B&B dove alloggiavano. Ad allertare i carabinieri è stato il titolare della struttura. I militari avrebbero riferito confusamente di essere state drogate e poi abusate da 2 giovani conosciuti la sera precedente davanti a un bar di Gallipoli, tra i ritrovi più gettonati della Movida in Salento. Questo quindi sul fronte della cronaca. Le 2 ragazze, va detto, si trovano anche adesso in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Sicuramente ne riparleremo questa sera nel corso dei nostri telegiornali. Vi lascio a Straordinaria a 3 in studio con Alice Montagnier. Si parlerà di truffe e raggiri e della campagna di prevenzione del Comune di Treviso. Con Alice Montagnier ci saranno Gloria Tessarolo, assessore alle politiche sociali del Comune di Treviso, il tenente colonnello Marco Turrini, comandante del nucleo operativo dei Carabinieri di Treviso, e si collegherà anche il sindaco di Treviso, Mario Conte. Tutto questo subito dopo il meteo e la pubblicità. Buon proseguimento. Bentrovati al meteo. La pressione atmosferica torna ad aumentare, sarà dunque maggiormente soleggiato, con caldo e sensazione di afa in attenuazione. Il dettaglio di venerdì 9 luglio. Sul Veneto sarà più asciutto e stabile il tempo. Ci attende infatti una giornata decisamente soleggiata, con cielo sereno o al massimo con qualche locale velatura. Temperature, come detto, in lieve calo, anche sensibile, minime tra 17 e 20 gradi, valori massimi compresi invece tra i 28 e i 32 gradi all'incirca.
Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo qualche residuo piovasco al mattino sui settori montuosi, tanto sole invece con il passare delle ore. Temperature minime tra 17 e 22 gradi, massime sui 26-30 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche in questo caso avremo isolati acquazzoni in mattinata sui settori di confine, migliorerà ovunque a seguire. Temperature minime intorno ai 16 gradi, massime infine sui 30-31 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Ben ritrovati in diretta con Straordinaria a 3. Oggi parliamo di truffe e raggiri perché c'è una campagna di comunicazione del Comune di Treviso, in quanto con l'estate tornano un po' le truffe agli anziani. Ne parleremo quest'oggi insieme ai miei ospiti, che do il benvenuto a Gloria Tessarollo, assessore alle politiche sociali del Comune di Treviso. Buongiorno, ben trovata. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Ho il piacere di avere in studio anche il tenente colonnello Marco Turrini, comandante reparto operativo Carabinieri Treviso. Ben trovato anche a lei. Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora, come dicevamo, insomma, con l'estate torna un po' l'allarme delle truffe agli anziani e quello delle truffe è purtroppo un fenomeno sempre attuale ed anche in continua evoluzione, che riguarda appunto le persone un po' più avanti con l'età, ma non solo. Ecco che insomma si è scelto di fare una campagna anti-raggiri che è stata proprio lanciata dal Comune di Treviso in collaborazione con la Prefettura e finanziata dal Ministero dell'Interno, che tra l'altro vede in campo anche il nostro gruppo, il gruppo Media Nord-Est. Come mai insomma è nata questa iniziativa, Assessore? Beh, effettivamente il tema delle truffe agli anziani è un tema caldo, che d'estate si fa sempre più caldo, proprio perché le città si svuotano, la rete familiare magari un po' s'assottiglia, anche quella amicale, perché giustamente le persone partono per le vacanze estive, per cui questo è un periodo in cui si concentra un po' di più l'attenzione sia delle forze dell'ordine nel controllo, ma anche ovviamente dei comuni, in questo caso degli assessorati al sociale, nel cercare di fare prevenzione e informazione. Abbiamo colto un'occasione che nasce un po' da quella che è la realtà, tra l'altro, di Treviso, di lavorare molto in rete tra istituzioni, e quindi da qui l'idea di lavorare insieme su un bando ministeriale che ci è stato segnalato dalla Prefettura, perché era un bando legato ai comuni capoluogo, e in quest'ottica l'abbiamo interpretato. Quindi il Comune di Treviso si è messo a servizio dei propri cittadini residenti, ma in questo caso anche di un territorio molto più vasto, che è quello che viene dell'intera provincia, che viene coperto dalla Prefettura, insomma dall'ambito prefettizio. E abbiamo lavorato insieme all'Arma dei Carabinieri, perché riteniamo che i contenuti da trasmettere ai cittadini, quindi le informazioni, dovessero essere mediate e soprattutto ben valutate proprio con l'Arma, che è quella che riceve maggiormente le segnalazioni, le denunce, ma poi anche che interviene sul campo. Allora, una campagna di comunicazione che abbiamo chiamato Fidarsi è bene ma in sicurezza, con una serie di spot televisivi con i nostri testimonial Laura e Mauro, insomma, che hanno insomma un po' prestato il loro volto, la loro voce per questa iniziativa, e con un vademecum che insomma racchiude, eccolo qui, un po' di indicazioni che sono state raccolte per dare appunto qualche spunto di quelle che possono essere le truffe più evidenti, insomma quelle un po' più frequenti, quelle che avvengono negli esercizi pubblici, quindi in banca, in posta, quelle che possono avvenire dentro casa e quelle che possono avvenire per strada. Fidarsi è bene dunque ma in sicurezza. Quello delle truffe, comandante, appunto è un fenomeno che è sempre molto attuale, dicevamo, e che con l'estate purtroppo tende un po' ad intensificarsi, è così? Sì, assolutamente. Questa, innanzitutto mi lasci dire che è un'iniziativa assolutamente positiva, questa che ci ha visto appunto in collaborazione con il Comune di Treviso, consente di appunto svolgere una campagna di sensibilizzazione verso gli anziani in questo periodo che, come diceva l'assessore,
prevede appunto una maggior socialità, perché comunque con il periodo estivo e anche in qualche misura con l'allentamento delle misure contro la pandemia favorisce appunto una maggior socialità. Questo è sicuramente un aspetto positivo, però nasconde delle insidie. Le insidie sono date da questo tipo di malfattori che appunto, approfittando molto spesso della buona fede dei nostri anziani, li raggirano e compiono questi reati particolarmente odiosi, rispetto ai quali l'Arma dei Carabinieri ormai da diverso tempo ha un'attenzione veramente forte e cerca appunto, sia con un'attività di prevenzione come quella che stiamo facendo insieme al Comune di Treviso, sia attraverso un'attività di contrasto, appunto di così sconfiggere e contrastare. Anche perché appunto abbiamo detto sono davvero molteplici le truffe, i raggiri, gli stratagemmi che vengono attuati sono davvero tantissimi e purtroppo anche sempre molto fantasiosi, ed è davvero difficile a volte capire se siamo davanti a una persona che si vuole approfittare di noi oppure no. Abbiamo qualche dato a Treviso, insomma inquadriamo un po' il fenomeno di quello che sono le truffe, i raggiri, insomma riusciamo a farci capire un po', ecco. Ma anche la provincia di Treviso ricalca un po' quello che è il dato nazionale. Come diceva lei, si tratta di malfattori che si ingegnano veramente per cercare di raggirare le proprie vittime. Solitamente sono specializzati in questo tipo di reati, quindi sono truffatori che agiscono spesso anche in maniera seriale, e quindi per questo è importante per noi intercettare questo tipo di reati, raccogliere il maggior numero di informazioni per poter appunto attuare un'attività anche di contrasto che sia efficace. Ovviamente è un tipo di reato che si innesta in quelli che sono i contesti più disparati, quindi può essere il contesto di un luogo di aggregazione, come può essere il mercato, piuttosto che le vicinanze di una chiesa parrocchiale, piuttosto che di un ospedale. Può essere l'abitazione stessa, perché si tratta molto spesso di malviventi senza scrupoli che avvicinano le loro vittime nei pressi appunto delle abitazioni. O addirittura suonando il campanello a casa, come abbiamo visto nei nostri spot. Sì, assolutamente sì. E quindi ecco, occorre attenzione, occorre elevare sicuramente il livello di attenzione, e questa campagna e questi spot rappresentano bene, sintetizzano bene quelle che possono essere alcuni suggerimenti e consigli utili appunto per contrastare questo tipo di reati. Certo, insomma l'abbiamo girato proprio a Treviso, li abbiamo girati proprio a Treviso questi spot per far capire ancora di più quanto insomma siamo vicini alla realtà locale, quanto il comune stesso di Treviso voglia essere vicino e voglia proteggere insomma in qualche modo tutti i suoi cittadini. Assessore. Sì, volevamo un luogo riconoscibile, ma anche proprio per far capire alle persone che è nella quotidianità che bisogna fidarsi, ma con attenzione farlo in sicurezza. E quindi da qui l'idea di una città che comunque, appunto, essendo una città capoluogo, è rappresentativa anche per l'intera provincia, cioè Piazza dei Signori è riconoscibile per chiunque e ci si identifica da trevigiani nella nostra piazza, al di là ovviamente che l'abbiamo fatto per i cittadini residenti in primis, e quindi l'idea del mercato o delle poste sono situazioni cittadine che poi sono riconoscibili da tutti, dove ogni cittadino poi si ritrova. Ecco, il messaggio che abbiamo voluto con questa campagna era un messaggio indirizzato indubbiamente al target degli anziani, però non l'abbiamo voluto destinato solo a loro, e anche questa secondo me è stata una scelta importante, vincente, condivisa con le forze dell'ordine, perché è importante che tutto quello che è elencato nel volantino e che viene riassunto molto bene attraverso gli spot in realtà poi può accadere non solo per forza all'utenza anziana, ma anche ai figli, ai nipoti. Quindi è importante che nel fare prevenzione tutti siano molto attivi e tutti molto attenti. Quindi abbiamo aggiornato con i contenuti anche le persone sulle truffe, le truffe sul web, piuttosto che la truffa dello specchietto, no, in auto. Ecco, le truffe di questo tipo non hanno età, quindi ci siamo rivolti ovviamente alle persone che possono essere più esposte, sono più fragili
responsabili spesso appunto sono sole, però abbiamo voluto comunicare davvero a tutto il nucleo familiare in modo che ci si possa aiutare. Non solo, si sono citati volutamente i vicini di casa, quindi anche gli aiuti di prossimità che stiamo cercando di ricostruire anche dopo la pandemia. È importante riferirsi a quelli che sono i contatti di cui ci fidiamo e che insistono nel nostro quartiere o sul nostro pianerottolo. Ecco, è bello ed è stato fondamentale che ci sia stato un lavoro di squadra. Il Comune con l'assessorato alle politiche sociali, le istituzioni, i carabinieri e noi esperti della comunicazione, proprio per poter dare il giusto messaggio con un linguaggio semplice, fruibile da tutti. E poi una cosa, devo dire, insomma, che mi ha colpito molto: in tutti gli spot i nostri attori dicono e se ho un problema, se mi sento in difficoltà, chiamo il 112. È una cosa che abbiamo sottolineato, vorrei farla spiegare all'assessore. Sì, sembra una banalità, può sembrare una ripetizione sciocca, in realtà non lo è. No, è un'attenzione particolare che abbiamo avuto nella fase di confronto, perché se noi parliamo dei numeri di emergenza tutti sappiamo, no? Il 112 chiama il 112 o chiama il 118, però in realtà diventa cruciale a volte, e lo leggiamo con piacere nella cronaca, quando vediamo che sono dei bambini a salvare delle situazioni davvero critiche perché sono riusciti a formulare il giusto numero di telefono. E spesso l'utenza più piccola, o chi magari ha qualche difficoltà con la lingua italiana, non riesce a capire cosa sia il 112. Invece, se scandiamo bene le cifre, i numeri bambini anche molto molto piccoli sanno riconoscerli, e quindi può diventare importante. Passa il messaggio che il numero unico di emergenza è l'112, quindi anche qui abbiamo voluto davvero un messaggio che fosse inclusivo, perché poi comunque abbiamo scelto, in accordo proprio con l'Arma, di comunicare un unico numero di riferimento e che possa essere un numero cruciale, quindi che davvero riesce a intervenire in situazioni di emergenza. È proprio così, comandante, no? Sì, questi numeri sono veramente numeri di pubblica utilità, sono numeri gratuiti, sono i numeri a cui ci si può rivolgere ovviamente non solo per comunicare il fatto che è avvenuto un reato, ma per comunicare anche tutta quella serie di informazioni che ci possono essere utili, quindi un veicolo sospetto, una situazione inconsueta che può essere foriera poi di situazioni spiacevoli, anche perché questo tipo di malfattori non è escluso che poi magari faccia dei sopralluoghi nelle zone, delle ricognizioni, e quindi diciamo sono elementi di informazioni che possono veramente essere utili per noi come forze dell'ordine, quindi sicuramente sono così, sono numeri importanti. Ecco, l'importanza appunto di scandire bene 112 il 112 è proprio perché è un messaggio che si deve rivolgere non soltanto agli anziani, ma un messaggio che fosse comprensibile anche ai più piccoli. Allora andiamo un po' nel dettaglio, no? Perché abbiamo la possibilità in questo spazio in diretta anche di dare qualche consiglio utile, pratico, proprio per capire meglio quando ci si può trovare in una situazione di difficoltà. Quali sono gli elementi utili da segnalare alle forze dell'ordine per assicurare un tempestivo intervento? Cioè, io che vi devo chiedere aiuto, quando compongo il 112, cosa devo dire come prima cosa? Beh, ci sono alcuni elementi che sono ovviamente importanti proprio per darci le prime informazioni basilari, quindi la località da cui si chiama, la situazione, l'indirizzo, quindi scandire bene le proprie generalità e descrivere un attimo appunto quello che sta succedendo. Questo in particolare quando ci troviamo di fronte appunto a soggetti che bussano alle nostre porte, suonano alle nostre porte e sostanzialmente cercando con una scusa appunto di introdursi in abitazione. Allora voglio dire, un po' di sana cautela in questo caso è sicuramente necessaria, e quindi nel dubbio, ecco, il consiglio è quello di temporeggiare, chiamare le forze dell'ordine, chiamare i carabinieri, chiamare la Polizia di Stato e fare riferimento appunto a quello che ci sta succedendo. Molto spesso peraltro il fatto proprio di
comporre questi numeri, fare queste telefonate, già di per sé diciamo, fa desistere molti di questi soggetti che si avvicinano alle nostre abitazioni, che nel momento in cui ovviamente si sentono fermati e comunque no, c'è un primo momento così per cui non vengono subito accolti, già questo insomma li mette davanti al fatto che hanno di fronte un soggetto attento, un individuo che presta attenzione e quindi magari desistono. Nella maggior parte dei casi insomma desistono, quindi già soltanto dire chiamo il 112 può essere un deterrente. Assolutamente sì. E poi ovviamente più in generale fornire quelle che possono essere informazioni appunto su macchine sospette, situazioni così particolari, tutto può essere utile. Ed è maggiormente utile perché, come ripeto, si tratta di malviventi che agiscono molto spesso in maniera seriale, quindi non agiscono in maniera isolata, ma molto spesso tentano di mettere a segno più di 2-3 colpi, e quindi il fatto di avere tempestivamente delle informazioni immediate ci consente di intervenire e quindi di impedire che addirittura no, queste azioni criminose possano ripetersi. Quindi diciamo non credere mai di magari ecco, dare delle informazioni che non possono essere utili, perché tutto per noi rappresenta ecco, un bacino di informazioni che ci può servire, quindi la collaborazione è fondamentale. Del resto la sicurezza partecipata consiste proprio in questo, in una collaborazione tra forze dell'ordine, istituzioni come in questo caso il Comune di Treviso e poi cittadini, insomma. Certo, e come prima cosa mi sento di dire anche mantenere la calma quando si chiama il 112, perché a volte nella fretta di comunicare, di dire, si è un po' agitati, ci si trova in una situazione anomala, spesso insomma ci si agita. Certo, non è semplice, va anche detto che presso le centrali operative dell'Arma, della Polizia di Stato, ci sono operatori formati, quindi che sanno in qualche modo anche affrontare così la preoccupazione, l'ansia, i timori dell'interlocutore, quindi insomma c'è anche il tentativo di mettere a proprio agio il cittadino che chiama, proprio per avere il maggior numero di dati in maniera chiara, in maniera precisa, in modo da poter intervenire. Assessore, qui si lavora sulla prevenzione, no? Perché una serie di spot, una campagna appunto proprio di prevenzione, nel senso che si vuole andare ad informare la comunità insomma, su quelle che possono essere le truffe, anche le più disperate, le più moderne, le più agili, ecco. Spesso però non si riesce ad arrivare, insomma, nel senso che a volte queste truffe, lo sentiamo anche nei nostri telegiornali, purtroppo vengono perpetrate e ci sono delle persone che rimangono vittime di truffatori. A volte la vergogna è una brutta bestia perché non ci permette di aprirci e di comunicare anche questo aspetto, il fatto di essere stati purtroppo vittime di truffe, però è un aspetto importante da portare alla luce perché ci permette anche di andare oltre ed elaborare quello che è successo e fare in modo che non accada più per noi ma anche insomma, per altre persone. Sì, è fondamentale ad esempio fare la denuncia e quindi non vergognarsi, proprio perché questo consente alle forze dell'ordine di poter fare gli accertamenti necessari e quindi di evitare ad altre persone di incappare nella stessa truffa. Dopo io ci tengo molto a sottolinearlo, il servizio sociale ma le istituzioni in generale non sono mai giudicanti, cioè tendono ad accogliere la persona e a lavorare sul problema o sul bisogno che viene manifestato, non esprimono un giudizio e non hanno un atteggiamento giudicatorio, quindi è importante che la persona non si senta mai a disagio, messa sotto una lente di ingrandimento e quindi con delle valutazioni personali, perché siamo tutti professionisti che hanno tutto l'interesse invece di accogliere, di capire in profondità qual è la problematica e il bisogno e da lì riuscire a fare prevenzione, dare la giusta informazione laddove è possibile e al tempo stesso anche appunto lavorare perché non accada più. Quindi è importante in questo ambito come in tutti gli altri ambiti, io lo dico perché l'assessore alle politiche sociali, così come il servizio sociale, spesso dalle persone che hanno un effettivo bisogno sono un po' scansati, no? Perché
ci portiamo un po' dietro questo retaggio del passato, della vergogna, del fatto che lì accedeva chi aveva delle problematiche importanti e serie. Anche un orientamento, ovviamente, per quelle che sono le nostre competenze in ambito sociale, di prevenzione. Siamo qua, siamo il servizio, io dico più che il servizio sociale, il servizio per il sociale, quindi che può davvero lavorare sul benessere anche della persona, tanto più in questi ambiti qua. Non c'è mai un atteggiamento giudicante, anzi cerchiamo di segnalare e cerchiamo di denunciare, facciamolo con serenità quando siamo vittime di un reato. E non bisogna insomma mai vergognarsi di una fragilità, perché insomma tutti abbiamo le nostre, quindi può succedere insomma di trovarsi in situazioni di pericolo un po' ambigue, insomma, e purtroppo cascarci. Tra l'altro la fascia, in particolare la fascia di popolazione anziana, vive, dobbiamo dirlo, diversamente, no? Rispetto a molti anni fa. È una popolazione, quella anziana, più autonoma, più attiva, e per questo tanti anziani vivono da soli e quindi sono maggiormente esposti ai rischi, è così. Sì, è uno dei motivi per cui abbiamo voluto questa campagna, l'abbiamo voluta televisiva, radiofonica, oltre che con il supporto cartaceo, e questa è la parte, diciamo, preponderante del progetto, perché poi c'è tutta una parte che invece sarà a venire, che gestiremo anche in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, che sarà invece un contatto punto a punto con quelli che sono un po' dei gruppi di interesse. Quindi stavamo già pensando di coinvolgere ad esempio i sindacati dei pensionati di alcune categorie, i nostri gruppi ricreativi anziani, a cui l'abbiamo già annunciato, però lì abbiamo bisogno di fare un'operazione in presenza. In questa fase abbiamo lavorato proprio sulla televisione, perché questo mezzo può diventare davvero un mezzo di servizio, lo è già, insomma in questi mesi lo è stato anche per tutto il supporto all'area sociosanitaria, e in questo caso arriviamo alle case di tutti. Abbiamo pensato alla televisione, abbiamo pensato alla radio, in modo da poter diffondere maggiormente il messaggio. Poi ci sarà su Treviso ovviamente anche il volantinaggio porta a porta, casa per casa. Quindi state anche pensando a delle serate a tema, degli incontri che magari verranno insomma realizzati più avanti? Sì, noi, come dicevo, questa campagna fa parte di un progetto che ci è stato chiesto su finanziamento del Ministero dell'Interno, che noi abbiamo preparato con il Servizio Sociale del Comune, l'abbiamo presentato alla Prefettura di Treviso e è stato approvato. Il progetto investe per la parte più ampia e quindi del budget proprio su questa campagna che è uscita adesso in estate, però ci siamo preparati anche per poterla portare avanti anche nei mesi autunnali, proprio con l'ottica della prevenzione. E quindi sì, speriamo di poterli fare in presenza, perché abbiamo bisogno di far incontrare con l'Arma dei Carabinieri le persone, anche per come dire, vincere un po' quel disagio che c'è a volte, no? Un disagio che è un po' il timore, no? Della divisa, e quindi invece far capire che è un riferimento importante, è un riferimento di prossimità, cioè che ci si può non solo fidare ma ci si deve affidare, e questo lo possiamo fare con questi incontri per cui ci hanno già dato la disponibilità e contiamo di farlo proprio nei mesi autunnali. No, ma ci mancherebbe, insomma, la divisa ci fa sentire anche tutti un po' più rassicurati, ecco. Incontrare le persone, insomma, di persona, fare serate a tema, è anche questo un aspetto importante, no? Perché dicevamo, l'estate sì, è il momento forse in cui si ha un incremento di queste situazioni, però purtroppo i malintenzionati non si fermano mai, neanche col freddo. Sì, assolutamente. Poi in uno slogan, diciamo, che potremmo riassumere in una frase, ecco, aiutateci ad aiutarvi, nel senso che per noi questo tipo di campagne è importantissimo, ed è importantissimo farle utilizzando tutti i mezzi possibili, quindi in questo caso il mezzo televisivo che arriva in tutte le case, ma anche attraverso appunto un incontro diretto. In questo, come Arma dei Carabinieri, siamo anche facilitati perché, avendo le nostre stazioni carabinieri presenti capillarmente sul territorio, ecco, la figura del comandante di stazione può essere una figura, e deve essere una figura chiave in questo, no? Nei rapporti con le popolazioni, ma in particolare con le fasce di anziani. Peraltro, ecco, se mi consente di ritornare sul concetto anche dell'impatto psicologico, l'attenzione nostra, delle forze dell'ordine, della prefettura, delle istituzioni che si occupano di sicurezza su questo tipo di reati è proprio finalizzato a questo, cioè
a far superare in questo tipo di reati sia l'impatto che può essere, il danno che può essere da un punto di vista economico, ma anche quello che può essere il danno psicologico. E in questo ovviamente la cerchia parentale, la cerchia amicale, la cerchia dei vicini ci può essere veramente utile, perché occorre veramente superare un po' anche questo momento, no? Questo sentirsi presi in giro, che può essere, no, nell'immediatezza il sentimento di un anziano, ma di chiunque, no? venga raggirato, superare questo momento e denunciare, perché per noi è veramente fondamentale, ed è fondamentale per le vittime sapere che comunque sono in una rete e non sono sole. Quindi ci sono le istituzioni, c'è il comune, ci sono le forze dell'ordine, c'è una rete di vicinato, e quindi ecco, farli sentire sostanzialmente parte così veramente parte di una comunità. Del resto i nostri anziani sono i depositari di un patrimonio, no? Veramente di conoscenze, di quella che è la nostra cultura, quindi è chiaro che ci sentiamo particolarmente vicini a queste classi di età. Certo, ed è davvero così. Ma comandante, le chiedo, è davvero così difficile riconoscere le situazioni potenziali di pericolo? Perché le tecniche, come dicevamo, sono sempre più subdole, sempre più fini, però insomma anche quelli che si sentono più sicuri e che sono insomma certe di poter capire chi hanno davanti, poi magari succede che vengono raggirate. Quindi le tecniche, insomma, diciamo, sono sempre più innovative. Sì, ci sono ovviamente tutta una serie di truffe che vengono adottate anche utilizzando lo strumento informatico, quindi queste non colpiscono solo gli anziani, e queste possono avere un grado di sofisticazione anche difficili da affrontare. Però se veniamo, diciamo, alle truffe un po' più classiche, quelle che possono avvenire appunto tramite il contatto nei pressi di un'abitazione o nella pubblica via, ecco, lì diciamo adottare delle semplici regole, mantenere una certa distanza con chi non si conosce, anche con chi si finge magari conoscente di nostri parenti piuttosto che amico di vecchia data. Ecco, allora lì occorre un attimo realizzare e verificare, se non si è sicuri, mantenere, ecco, un certo grado di cautela, perché, ripeto, le tecniche sono quelle di avvicinare e far abbassare ovviamente quelle che sono le naturali difese che ogni persona ha, no? Puntando sulla confidenza, puntando appunto magari su una finta amicizia. Quindi fare un attimo di attenzione e ripeto, fermarsi un attimo. Anche nei nostri spot, insomma, si vede che chi suona il campanello della porta è il finto postino, il finto idraulico, addirittura il finto prete, perché purtroppo succede anche questo, no? Ma è per questo che vengono utili anche quei numeri di pubblica utilità che abbiamo detto, il 112, il 113, proprio per avere dei suggerimenti e dei consigli, anche perché ripeto, si presentano appunto queste persone magari fingendosi pubblici funzionari e quant'altro, allora è bene sempre fare una verifica. E nessuno è autorizzato a entrare nelle nostre case, diciamo, se noi senza un motivo. E siccome i motivi sono, diciamo, gli stratagemmi che queste persone utilizzano sono i più disparati, ma il fine è uno solo, quello di appunto avere accesso nelle nostre abitazioni. Quindi in questi casi occorre veramente fare attenzione in chi ci chiede di poter visionare una bolletta del gas o della luce, in chi ci riferisce di un rimborso magari rispetto a una dichiarazione dei redditi fatta, ecco, diciamo, e quando si tratta di appartenenti alle forze dell'ordine, questi sono sempre ben riconoscibili. Ecco, perché succede anche così, no? Assolutamente sì, purtroppo, ed è anche questa una forma veramente odiosa, no? di truffa, perché punta proprio sulla naturale, diciamo così, fiducia che i cittadini ripongono verso le forze dell'ordine. Anche qui allora è opportuno fare sempre, ecco, della verifica, non accontentarsi del fatto di vedere un berretto, una divisa, ma ecco, fare tutte le verifiche del caso, quindi magari, ecco, fare una telefonata alle nostre centrali, fare delle domande e ripeto,
molto spesso basta poco, basta anche così, instillare il dubbio nell'interlocutore che questi malviventi cambiano strada ed esistono. Certo che, Assessore, ci si trova davvero davanti a situazioni molteplici, disparate, il finto prete, il finto agente, insomma, di polizia, il finto carabinieri, sono davvero delle situazioni, credo, molto brutte. Ci si sente davvero traditi, io credo, insomma. Sì, devo dire che è anche quello che a volte rende un po' difficile l'azione del servizio sociale, quando invece vuole fare, ad esempio, noi ci troviamo in questi giorni proprio a discutere di fare iniziative per andare ad incidere sulla solitudine degli anziani. Poi però quando hai bisogno di entrare in contatto ti poni il problema di come evitare di esporre l'anziano a truffe varie, no? Perché se io ho bisogno di far arrivare qualcuno che io so che fa parte di un progetto sociale in case di anziani soli, devo riuscire a trovare il mezzo giusto perché la persona non si esponga. Quindi diventa difficile anche fare politiche sociali di prevenzione in alcuni casi. Però io tengo a sottolineare anche il focus che abbiamo voluto, no? E che è proprio il nome, il titolo che abbiamo scelto per la campagna. Ci abbiamo pensato parecchio, ci siamo confrontati molto. Poi è venuta questa idea, perché anche qui, come dire, il dubbio l'avevo in fase di discussione, l'avevo messo io sul tavolo come assessore alle politiche sociali. Veniamo dal periodo della pandemia, dove è calata drasticamente la socialità e l'impatto sul benessere delle persone già lo vediamo e lo vedremo anche nei prossimi mesi. Non bisognava passare il messaggio di non fidarsi di nessuno, ma anzi di fidarsi, ma di farlo in sicurezza e quindi di lavorare su tutta la rete di prossimità e la rete che ha già una fiducia, che ha già la fiducia della persona. Questo è fondamentale, quindi la prevenzione, se posso cito un episodio che mi è capitato proprio l'altro giorno, nella vita ordinaria ero in un ufficio postale e accanto a me c'era una coppia di anziani che era andata a fare delle operazioni. Alla fine delle loro operazioni questi anziani si sono rivolti alla cassiera dell'ufficio postale e hanno detto: scusi, le mostro questa mail, mi è arrivata, è una truffa, vero? E hanno mostrato lo stampato dell'email che era arrivata. L'impiegata, gentilissima e molto accogliente, gli dice: sì, guardi, l'indirizzo, gli ha fatto notare ovviamente una sbavatura sugli indirizzi, perché poi i cavilli stanno proprio nelle cose molto piccole, e si è raccomandata, comunque molto disponibile, ha detto ai signori: non aprite mai email di questo tipo, venite sempre, cioè chiamateci piuttosto, venite, le guardiamo insieme e dopo, se è roba nostra, anche se è in ritardo, in qualche modo sistemiamo. Cioè non fidatevi e non fidatevi della mail, ma non abbiate paura, chiedete aiuto a chi può saperne più di voi, e questo è fondamentale. Queste sono le politiche di prevenzione e questo è il sociale. Il sociale siamo tutti noi, non è in carico a me perché faccio l'assessore alle politiche sociali o al tenente colonnello perché è maggiormente interessato perché fa parte dell'Arma. No, una piccola attenzione in più, quindi anche nella cassiera del supermercato oppure in chi è l'impiegato, in questo caso dell'ufficio postale, che si prende quei 2 minuti in più, accoglie la persona che gli fa una domanda e dedica 2 minuti in più alla persona, abbiamo fatto prevenzione. Abbiamo salvato coppie, quindi il sociale e la prevenzione passa davvero attraverso un'attenzione maggiore dei cittadini onesti attraverso la rete, quindi per questo anche io spesso faccio gli appelli al vicino di casa: guardate, anche in estate rendetevi un po' più disponibili, è una domanda in più, magari la persona non vuole essere disturbata e vi dice di no, però avete assolto e se ha bisogno avete già rotto il ghiaccio, quindi nel momento del bisogno una persona sa a chi rivolgersi. Questo è fondamentale. È fondamentale che si venga a creare una rete solidale, insomma, che appunto rafforzi la prevenzione, e la possono fare appunto i parenti, i vicini di casa, una cassiera al supermercato, insomma davvero come diceva l'assessore siamo tutti noi la prevenzione. Comandante, durante la pandemia questi reati avevano subito un po' una battuta d'arresto?
Ma diciamo in generale manteniamo una soglia di attenzione sempre elevata su questo tipo di reati, anche perché ripeto, purtroppo l'abilità di questi soggetti è di reinventare sempre nuovi stratagemmi. È chiaro che ad esempio le truffe online invece hanno subito durante il periodo di pandemia, realisticamente insomma possono aver avuto un incremento. Però allo stesso tempo anche in questo periodo di pandemia abbiamo mantenuto, ripeto, molto alta l'attenzione, proprio perché magari le persone, stando in casa, avendo appunto magari un maggior bisogno di socialità, magari erano più portate, ecco, nel momento in cui qualcuno si è rivolto a loro, magari ad aprire la porta, a cercare un contatto e così via. Quindi diciamo che abbiamo mantenuto sempre uno standard elevato, un'attenzione elevata su questo tipo di E ora state vedendo delle nuove tecniche, avete insomma avuto la possibilità di osservare nuove metodologie che magari insomma riescono un tipo di truffe particolarmente odiose che abbiamo visto sta avvenendo e che stiamo, ripeto, cercando di contrastare, è proprio quella di queste persone che avvicinano o nei pressi dell'abitazione o in luoghi pubblici piuttosto che appunto lungo per strada, avvicinano appunto le nostre persone anziane e con la scusa appunto di un abbraccio, di un gesto amichevole, ne approfittano per sottrarre loro la collana piuttosto che l'anello, piuttosto che l'orologio. E quindi questo tipo di reati, ecco, è particolarmente, insomma, la truffa dell'abbraccio, abbiamo visto la cosiddetta truffa, esatto, con la tecnica dell'abbraccio, che diciamo anche questa è esemplificativa, no, di un modo criminale di agire, cioè quella di fondarsi su il tentativo appunto di far scambiare un gesto di confidenza, di amicizia, di vicinanza, per poi approfittare appunto sottraendo questi che magari sono anche oggetti così, magari di valore economico intrinseco non elevato, ma che magari affettivo, molto spesso certo, hanno un valore effettivo elevato. Ecco perché la nostra attenzione verso questo tipo di forme di truffe è elevata, e anche perché, ripeto, ecco, la serialità è proprio anche una caratteristica di questo tipo di reati, quindi soggetti che vengono appunto così presi di mira. In questo quadro si fa fatica a tracciare il profilo del truffatore, perché insomma può avere molteplici identità, diciamo così. Sì, anche se, ripeto, proprio la serialità di questi reati alla fine ci consente, ecco, sovente di riuscire ad arrivare ad identificarli. È importantissimo avere, ripeto, il maggior numero di informazioni, quindi il suggerimento è quello sempre veramente di denunciare, di far presente quando avvengono questi episodi, superare il momentaneo sconforto, l'impatto anche psicologico che può avere il fatto di rimanere vittima di questo tipo di reati e rivolgersi alle forze dell'ordine. E ripeto, l'azione di contrasto comunque viene fatta e ha portato anche di recente, anche qui in provincia di Treviso, a risultati importanti, anche perché quando viene dimostrata la serialità di questi reati, ovviamente anche diciamo, la magistratura, l'autorità giudiziaria può intervenire con delle sanzioni ovviamente più severe. Certo. Quindi questo aiuta anche nel contrastare ancora di più questo tipo di reati. Allora, noi ci fermiamo per una breve pausa di pubblicità, torniamo tra pochissimo perché abbiamo ancora qualche consiglio utile da darvi proprio in materia di prevenzione di raggiri e truffe. A tra poco. Rieccoci in studio. Truffe e raggiri, la campagna di prevenzione del Comune di Treviso. Allora, siamo in collegamento con il sindaco di Treviso, Mario Conte. Buongiorno sindaco, grazie per essersi collegato con noi. Buongiorno. Grazie a voi e buongiorno a tutti. Un saluto al colonnello Turrini e al mio assessore La Gloria.
Ecco, Sindaco, stiamo parlando appunto della campagna di prevenzione del Comune di Treviso e della Prefettura finanziata dal Ministero dell'Interno, che vede in campo anche il gruppo Media Nord-Est, proprio per parlare di prevenzione di truffe ai raggiri agli anziani. E insomma stavamo anche parlando del fatto che sono sempre più scaltri nel attuare truffe e raggiri sempre più fini, sempre più moderni, diciamo così, anche adatti alle metodologie, insomma, che possono mettere in pratica, e quindi insomma prevenirle con degli spot in TV può essere un metodo, insomma, per centrare il bersaglio. Sì, assolutamente, ringrazio il gruppo Media Nord-Est, Antena 3, perché con questi video siamo riusciti a entrare in modo capillare nelle case dei nostri anziani, dei nostri cittadini, non solo gli anziani, perché molte truffe riguardano tutti quanti, anche i più giovani. I truffatori sono molto bravi ad adattarsi alle nuove tecnologie, a imparare sempre metodi nuovi per riuscire ad ingannare le persone. Molte volte cavalcano anche aspetti psicologici ed emotivi, e questa forse è la parte più brutta, al di là della truffa, che magari può essere anche di poche decine di euro, però è proprio il gesto, l'umiliazione che poi ti rendi conto di aver subito. Ringrazio in modo particolare i Carabinieri di Treviso, qui rappresentati dal Tenente Colonnello Turrini, con il quale c'è un rapporto di collaborazione, una sinergia davvero straordinaria, che ci consente appunto di alzare sempre di più il livello di attenzione rivolto ai nostri cittadini, perché dobbiamo dare gli strumenti per poter prevenire quelli che possono essere degli aspetti legati appunto alle truffe. E poi ringrazio l'assessore Tessarolo, che insieme a tutto il settore dei servizi sociali sta facendo un lavoro davvero straordinario a 360 gradi, che spazia dalle attività come queste di sensibilizzazione al sostegno vero e proprio nei confronti degli anziani e delle famiglie in generale. Quindi insomma siamo tutti reduci da una grande vittoria da parte del rugby, e credo che ci sia proprio questo spirito di squadra che anche in queste azioni si sta dimostrando vincente. Come nel rugby spingiamo tutti verso la stessa direzione per andare in meta, e credo che sia partito un bel messaggio da Treviso grazie a tutti questi protagonisti. Ecco, quello che si è cercato di fare è proprio il fatto di far sentire la propria città, Treviso, vicina alle persone anziane, vicina alla città di Treviso, vicine le istituzioni, vicini tutti, no? Perché i momenti di fragilità ci possono essere, però quando ci si sente insomma abbracciati, diciamo così, e difesi, è già un buon punto di partenza. Assolutamente sì, ma tra l'altro ringrazio anche i protagonisti degli spot, sia gli attori, Laura e Mauro. Laura e Mauro, ma anche i tecnici, perché poi sono riusciti a fare dei video, dei mini spot molto semplici, molto diretti, ma molto reali, che rappresentano situazioni quotidiane che i nostri cittadini vivono, e che rendono perfettamente l'idea di come a volte basta essere un attimo superficiali per cadere nella trappola dei truffatori. Questo per dire che noi come amministrazione, le forze dell'ordine e anche l'emittente televisiva è vicina ai nostri cittadini, e con questi spot, che tra l'altro hanno suscitato davvero un ottimo risultato tra i nostri cittadini, vogliamo proprio affiancarci a loro per dire: attenti che ci sono delle situazioni che possono sembrare normali ma non lo sono, e rischi di essere truffato. Ripeto, molte volte non è il danno economico in sé, perché a volte ti portano via qualche decina di euro, però è proprio l'umiliazione di essere caduti in una trappola, in un tranello, di essere stati presi in giro, che fa più male rispetto al danno economico. E quindi noi insomma continuiamo a lavorare per sensibilizzare e alzare sempre l'asticella dell'attenzione. E l'attenzione deve essere massima, anche perché ovviamente siamo nel periodo estivo e sappiamo che il periodo estivo purtroppo è quello in cui si registrano maggiormente le truffe. Poi adesso insomma spesso si va in vacanza, la casa rimane ovviamente sguarnita, e quindi insomma le situazioni di pericolo sono molteplici. Sì, noi dobbiamo
recuperare, e questi spot vanno in questa direzione, il senso di comunità, cioè dobbiamo aiutarci l'un l'altro laddove ci sono delle difficoltà. Il vicino di casa, il sindaco, l'assessore, le forze dell'ordine devono tendere la mano, e credo che proprio questo spirito di comunità ci consentirà di limitare i danni dal punto di vista dei furti, delle truffe, di tutte queste azioni che poi generano sconforto, paura e tensione. Io credo che noi siamo fortunati a vivere in una provincia, in un territorio che comunque è tra i territori più sicuri d'Italia, però questo non ci deve far abbassare la guardia, dobbiamo sempre tenere alte le antenne, dobbiamo affidarci e supportare le forze dell'ordine, perché ricordo che ci sono dei numeri da poter contattare qualora ci siano delle situazioni che semplicemente generano incertezza o il dubbio che possa succedere qualcosa di brutto, e quindi affidiamoci alle forze dell'ordine e diamo loro tutti quegli elementi che possono servire per sventare delle truffe, dei furti o altri atti criminali. Quindi io davvero ringrazio tutti quanti, perché ripeto, la cosa che più mi piace di questa campagna è il gioco di squadra, la sinergia, lo spingere tutti verso la stessa direzione. Ecco, Sindaco, lei ha parlato del rugby prima, ma domenica c'è la finalissima, lei la guarda? La guardo, tifo Italia, e sarà anche in questo caso una serata responsabile. So che in queste ore qualcuno si è arrabbiato perché non ci sono gli schermi, però sinceramente, viste anche le notizie che stanno arrivando dall'estero con l'aumento dei contagi, viste certe scene in occasione della semifinale dove l'euforia ha prevalso sulla responsabilità, il prefetto in accordo appunto con tutto il tavolo di sicurezza ha deciso di assumere una decisione responsabile che tutela la salute e ci consente comunque di guardare in serenità questa finale, di tifare Italia e poi anche di festeggiare. Però l'appello che faccio ai cittadini è quello di davvero usare la testa, soprattutto in caso di vittoria, che speriamo tutti, di non buttare via il grande lavoro, i grandi sacrifici, anche il grande dolore che abbiamo passato in questi 15 mesi, semplicemente perché non sappiamo trattenere la gioia di una vittoria, di un europeo. Quindi io voglio, e come sempre ho fatto, mi fido dei miei cittadini. So che qualcuno è arrabbiato in queste ore, però sono altrettanto convinto che capirà che è una scelta di buon senso, una scelta responsabile. E invitiamo tutti ovviamente alla responsabilità individuale. Grazie Sindaco per essersi collegato con noi, grazie davvero. Grazie a voi e ancora buon lavoro, e un saluto ai carabinieri che sono sempre dalla parte dei cittadini. Grazie Sindaco, grazie, buona giornata. Grazie. Abbiamo ancora pochissimi minuti a disposizione. Comandante, allora abbiamo detto periodo estivo, periodo anche purtroppo di furti, le case purtroppo rimangono sguarnite, anche da questo punto di vista massima attenzione. Sì, anche qui massima attenzione, anche qui chiediamo l'aiuto in primis dei cittadini nel cercare di essere appunto attenti, quindi coloro i quali hanno dei sistemi d'allarme nelle abitazioni di ricordarsi di ovviamente inserire il sistema d'allarme, anche se ci si assenta magari per 24 ore, per un weekend, ecco, ma cercare di ovviamente quindi dotare la propria abitazione di quelli che sono anche sistemi di difesa passiva che possono essere utili, e anche qui ecco, avere la massima attenzione, quindi fornire eventualmente informazioni qualora si dovessero vedere delle situazioni che possono destare allarme. E poi, se mi permette, ecco, cercare di essere un po' meno social nel momento in cui si parte per le vacanze, perché nel momento in cui può essere un'informazione nel momento in cui si dà questa informazione, quindi ecco, solo questo, però questo è solo un aspetto. È importante, come dicevamo prima nel caso delle truffe, veramente cercare di essere comunità, e quindi anche con i vicini, con la propria cerchia parentale, amicale, veramente costituire un po' questa rete che può essere una prima difesa verso le azioni di malintenzionati. Assessore, fare rete è questo, insomma, l'aspetto fondamentale anche, insomma, in questo caso.
Assolutamente sì, nessuno è un'isola e con le competenze di tutti riusciamo a metterci al riparo, quindi io voglio anche sottolineare, è vero che l'estate è il momento in cui tutti vanno in ferie, ma le istituzioni in città ci sono, la città non si svuota, il servizio sociale è sempre aperto, così come i carabinieri sono sempre presenti, quindi noi ci turniamo, in realtà nessuno è davvero solo se ci guardiamo accanto. È importante che ci sia e che quindi si ritrovi, e con il Covid, la lezione del Covid è proprio questa: abbiamo bisogno degli altri e teniamocela stretta questa lezione, cerchiamo di renderla produttiva nei confronti di chi può avere più bisogno di noi, quindi delle persone più fragili, che possono essere in questo caso gli anziani o i bambini o le donne. Ecco, spesso sono state molto colpite durante la pandemia e potrebbero avere bisogno d'aiuto anche. Ecco, la città di Treviso c'è, le istituzioni ci sono anche dei numeri attivi che si possono chiamare in caso di necessità, oltre ovviamente al 112, ma anche altri numeri. Sì, noi abbiamo un numero unico, che è il numero unico del servizio sociale del comune di Treviso, che è un numero verde, è l'800 93 8844, e è un numero che utilizziamo molto anche per promuovere alcune iniziative che continuiamo a mantenere nel corso dell'estate, come l'emergenza caldo che partirà la prossima settimana e che non è altro che un luogo di aggregazione messo a disposizione, quindi per dare un punto di riferimento in città. Ovviamente le iniziative che sono promosse dal comune sono sempre iniziative di riferimento, per cui chi si trova in quel luogo sa che se poi ha o manifesta degli altri bisogni, ecco, in qualche modo c'è una rete pronta ad intercettarli. Stiamo lavorando molto anche con le associazioni di volontariato, sperimenteremo un'iniziativa sempre sul fronte degli anziani quest'estate, quindi piano piano stiamo cercando di lavorare con il territorio, perché non ci piace lavorare da soli, ma mettendo a frutto le competenze per aiutare le persone a rinsaldare e a riallacciare quelli che erano rapporti buoni, positivi, che fanno stare bene le persone, quindi vivere bene, farlo in sicurezza e prevenire invece fragilità o cose più gravi. Ecco, questo è fondamentale, perché appunto dopo i mesi di pandemia che abbiamo vissuto insomma distaccati, un po' in solitudine rispetto agli altri, insomma è fondamentale che questo aspetto venga rinsaldato. Siamo in chiusura, io ringrazio Gloria Tessarollo, assessore alle politiche sociali del Comune di Treviso. Grazie Assessore. Grazie a voi. Grazie per essere stata con noi. Ringrazio il Tenente Colonnello Marco Turrini, comandante del reparto operativo Carabinieri Treviso. Grazie anche a lei per i suoi utilissimi consigli. Grazie a voi. E grazie a tutti voi per averci seguito. Io vi do appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.